aperti, chiediamo un po' d'amore alla persona che vorremmo fare rimanere e ci facciamo male se la pressione sale, poche parole ci precipita il morale giù. Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Cos'è che ci fa stare sotto ad un portone? Cosa ci prende? Cosa si fa quando si muore davvero? Mistero. Il gioco si fa duro e non si può dormire e non sappiamo più decidere se ripartire e batte forte il cuore anche per lo stupore di non capire l'orizzonte che colore ha. Cos'è che ci cattura e tutto ci moltiplica? Cos'è che nella notte fa telefonare? Quando si chiede, quanto si dà, quando si ama davvero, mistero. Abbiamo già rubato, abbiamo già pagato, ma non sappiamo dire quello che sarebbe stato. Ma base non abbiamo, nemmeno lo vogliamo, nemmeno il tempo di capire che ci siamo già. Cos'è che ancora ci fa vivere le favole? Chi sono quelli della foto da tenere? Cosa si cerca quando si dà, quando si ama davvero? Al mistero. Sarai sincera, dimmelo, dimmelo. Sarai sincero. Dipende solo da te. Prendere la mano è facile. La verità che la vita ti dà è una fredda carezza nel silenzio che c'è. Cos'è che ci trascina fuori dalla macchina? Cos'è che ci fa stare sotto ad un portone? Cosa ci prende? Cosa si fa quando si muore davvero? Mistero. Quando si chiede, quando si dà, quando si ama davvero? Mistero. Buongiorno, buongiorno, abbiamo iniziato con questa bellissima canzone di Enrico Ruggeri, Mistero, perché un mistero dovevano finire tutti i soldi, sia in regione che al governo, qualcosa si sa a livello comunale, poco anche là, però io penso che i cittadini abbiano diritto di sapere, di avere più trasparenza, visto che sono soldi pubblici oltretutto, perciò noi dovremmo sapere sempre dall'A alla Z come vengono impiegati questi soldi. Invece siamo all'oscuro completo o quasi. Qualcuno dice vai in internet, sì, ciao, ma io sono convinta che anche i nostri diversamente giovani hanno diritto di sapere i loro soldi, i soldi pubblici come sono impiegati, pagano le tasse, mi sembra, o sbaglio? Allora io inizierei proprio con la Costituzione italiana, sapete che io la leggo quasi tutte le mattine, delle volte non ce la faccio perché ho tantissimi ospiti, e mi fermerei proprio sull'articolo 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni
e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostruzione delle unità produttive. Aiuta la piccola e media proprietà, questa è proprio bellissima, guarda, questa la sottolineo, aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Ne parleremo questa mattina con due ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza Cristina Guarda, consigliere regionale Europa Verde. Grazie Cristina Guarda di essere qui, lei è sempre puntuale, precisa, so che vi piace anche molto, è una giovane donna che ha cercato di fare qualcosa e non è scesa in politica, sta cercando di salire in politica, cosa difficilissima anche per le donne se non sai parte dei cerchi magici. Abbiamo da Udine Tiziano Fiorenza, naturalista e guida naturalistica. Buongiorno Fiorenza. Buongiorno a voi, buongiorno. Buongiorno, grazie anche a lei di essere qui perché l'ambiente interessa tantissimo, sì, soprattutto i giovani, ecco, i giovani sono fondamentali. Allora, Cristina Guarda, inizierei proprio da Cristina Guarda, consigliere regionale, a commentare quello che ho detto e anche questo articolo della Costituzione, prego. È una cosa molto interessante, molto bella quella che fai ogni mattina, cioè di accompagnarci nel conoscere la Costituzione. C'è un aspetto però su cui volevo condividerti un mio pensiero, ed è riferito a quello che tu hai detto prima, cioè il fatto di sapere. Il mio primo intervento in Consiglio regionale nel 2015, avevo 25 anni e sono entrata in Consiglio regionale per la prima volta. Il primo intervento che ho fatto è quello di richiedere all'istituzione regionale di attivare i percorsi partecipati. Sembra una cosa, come dire, molto romantica, ma in realtà è il dovere delle istituzioni, e anche lo statuto della Regione del Veneto prevede una continua collaborazione e interlocuzione con i diversi soggetti, ma non soltanto quelli istituzionali, cioè non so, le rappresentanze sindacali oppure non so, delle associazioni di grande ritiro, anche da un punto di vista ambientale, eccetera. E l'obiettivo mio era quello di dirci: ok, dobbiamo informare i cittadini e dirgli: guarda che mettiamo da parte tot centinaia di migliaia di euro per dei progetti che scelgono i cittadini, cioè i cittadini li possono proporre e al contempo, magari attraverso, non so, un sistema di presentazione che può essere sia in presenza che online, provincia per provincia, un sistema di votazione, eccetera, come succede in qualche città, possiamo andare ad investire quei soldi in quella direzione. Questo era un po' un sogno nel cassetto e io spero che nei prossimi anni ci possa essere, come dire, più riconoscenza nei confronti dei cittadini, che non devono essere interpellati soltanto in un'epoca elettorale, ma devono essere interpellati e devono fungere da stimolo sempre. Sentiamo anche come commenta Tiziano Fiorenza. Prego Fiorenza. Sicuramente io, occupandomi di fauna selvatica in questo momento, è ancora più difficile, e non solo, ma parlando anche, voi siete in Veneto, io vivo nell'estremo nord-est e quindi in Friuli Venezia Giulia. Anche qua ci sono delle scelte veramente straordinarie su tutte. Vi parlo di una piccola battaglia che sta succedendo qua, cioè il fatto che vogliono fare una camionabile da Sappada a Rigolato, quindi a 1700 metri di quota, una strada che verrà sicuramente giù alla prima pioggia con la frana. Eppure stanno sperperando un sacco di denaro pubblico, scalpestando tutte le volontà dei locali, e rimarranno macerie e niente di buono. Quindi ben venga qualunque richiesta da parte della cittadinanza di chiedere alla politica e alla dirigenza come spende i nostri soldi che vengono pagati con le nostre tasse, cioè per opere inutili che normalmente ingrassano i soliti noti. Grande Fiorenza, e anche grazie a Cristina Guarda, perché questa è la strada da percorrere, però dobbiamo essere uniti, dobbiamo supportarli, dobbiamo essere vicini a queste figure che stanno cercando di dire la realtà. Io, se non invitavo Tiziano Fiorenza, non si sapeva di queste cose, non è che si possono prendere tutti i giornali del mondo. Ecco, un'informazione importante che ci ha dato Fiorenza questa mattina. Come commenta? Che purtroppo, nel bene e nel male, quello che ci racconta non è nuovo, nel senso che c'è un continuo perseguire dei progetti magari costruiti, definiti anche in passato, in epoche che magari erano quelle del cemento facile, che adesso, attraverso, non so, i fondi per esempio europei che ci hanno dato per esempio il trasporto sostenibile, eccetera, alcuni politici pensano di poter spendere per fare invece iniziative di altro tipo, per esempio appunto la costruzione di nuove strade. Io non sono di solito molto polemica, però ricordo di una discussione che abbiamo avuto in Consiglio regionale proprio in relazione ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dove la Regione del Veneto, nel suo primo piano, che poi è stato bocciato dai livelli superiori, proponeva di utilizzare praticamente la metà delle risorse
per la costruzione di nuove strade. Eppure il punto era trasporto sostenibile e non quindi costruzione di nuove strade in relazione a progetti, come dire, di altre epoche e appunto, come diceva il dottor Fiorenza, riferiti a una storia passata e riferiti magari a benefici che soltanto pochi di cui pochi possono avvantaggiarsi. Penso per esempio al modello superstrada pedemontana veneta, la più costosa opera, un'opera di grande danno da un punto di vista anche di consumo di suolo, un'opera che poteva essere fatta in un'altra maniera, appunto non in maniera così plateale, non in maniera così esasperata, e che invece oggi pesa sulle casse della Regione del Veneto e quindi dei cittadini del Veneto con delle quantità di denari necessari esosa. Per cui ecco, io credo che ci sia bisogno di fare un passo indietro e dirci che la sostenibilità non è fatta da 5 minuti in macchina e meno, ma fatta da un trasporto sostenibile, per esempio. Abbiamo una telefonata, vediamo chi è in linea. Pronto? Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi. Rinaldo da Venezia, ciao Rinaldo. Ciao Mirella, mi sono convinto proprio la sua pedemontana e regione, bisogna che le lascia fare. A chi ti viene nel posto, che conosce i problemi veri, io riconosco i suoi problemi, va bene? Noi altri potremmo, come lo dice giustamente la signora, per parlare 5 minuti, però il problema non può essere quello. Lui che vive conosce benissimo i problemi che dalle strade da mettere al posto. Bisogna lasciare che saranno da ora i locali, perché ora intanto alla Sappada è una roba meravigliosa, mi sono stato spesso a Sappada. C'è un ritorno in studio di un rumore incredibile, non so da dove provenga, sembra come una montagna che sta franando, si vede che qualcosa sta succedendo. No, a parte sì, c'è qualcosa, vediamo adesso di metterlo a posto. Vai Rinaldo. Stavo dicendo che Sappada vado spesso, va bene, è molto bella, va bene. Vado mai da Paolo, dove c'è il golf, è bellissima. Adesso che è sotto il Friuli, sei contenti. Comunque bisogna lasciare che questi problemi si risolvano ora, perché ora li conosce perfettamente, capito? Mi posso dire, mi va bene sparare 10 minuti, ma il problema non è quello. Può essere che una strada disestata magari che ha più bisogno da mettere un sesto, i problemi sono meglio si risolvono ora, perché gli amministratori, tutte quelle montagne che bevono così, quasi niente con la tutto, perché anche la gente è attaccata alla sua terra, che la prima Mirella, è difficile chi sbaglia e bisogna farli da soli nel senso, dargli le possibilità di farlo, ma che decida loro, perché dove che vive ora. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao, allora, Mirella. io voglio raccontarvi cosa mi è capitato ieri. Mi ha fermato un signore diversamente giovane, assieme a una signora diversamente giovane. Erano delle persone che andavano a fare una passeggiata assieme. Molto bella questa cosa, l'amicizia, il rispetto che ho visto ieri. E mi hanno fermato dicendo, sai, noi la guardiamo, lei può dire che la barca sta facendo acqua da tutte le parti e alla deriva? Lei può dire che noi abbiamo lavorato tanto, ci siamo sempre comportati bene e non siamo minimamente ascoltati, non abbiamo più neanche il servizio, non vedono l'ora che moriamo tutti, così riescono ad arrivare prima ai loro progetti. Potrebbe dire che noi siamo completamente soli, senza servizi, senza niente. Potrebbe dire che facciamo fatica ad avvicinarsi a qualsiasi cosa perché troviamo sempre le porte chiuse oppure ci intimoriscono solo con un'occhiata, come a dirci stateci lontani. Lei lo potrebbe dire, Mirella, questo, visto che lei parla e dice le cose delle volte che tutti noi pensiamo. Potrebbe dire che non ce la facciamo più a vivere, che ci danno 20-30 euro di aumento, che non ci bastano neanche in un giorno per fare la spesa. Potrebbe dire che siamo veramente disgustati, stanchi e non vediamo l'ora di morire? Guardate, mi commuovo ancora adesso se ricordo queste parole, perché sono parole che toccano profondamente il mio cuore almeno. Io sono molto vicina a queste persone, sono sempre stata come i bambini e i ragazzi. Sono figure che hanno dato tanto,
Se siamo diventati, lo dico tante volte, così belli, grandi e anche bravi, è merito loro, che con poco facevano tanto, che hanno creato famiglie, avevano famiglie numerose eppure non si lamentavano mai, continuavano a fare figli, nessuno chiedeva niente, nessuno faceva niente, e che quel poco che avevano riuscivano a fare di tutto e di più, soprattutto rispetto per le persone, per l'ambiente, per tutto. Sparito tutto. Non funziona più la giustizia, non funziona più la scuola, non funziona la sanità, non funziona più niente. Questo lo dico io, con una banda di ladri, di depredatori, di tutto e di più, di parassiti, che continuiamo a strapagare e lasciamo l'operaio a 1.200 euro, il pensionato a 500-600 euro, andiamo con la Cassa Depositi e Prestiti, visto e vidi il Ponte Morandi, ad ingrassare con i soldi della Cassa Depositi e Prestiti i miliardari, con i soldi dei pensionati che sono nella Cassa Depositi e Prestiti. È una vergogna italiana, dobbiamo smetterla, dobbiamo contare. Abbiamo un'altra telefonata, mi sembra. Pronto? Sì, pronto, buongiorno signora Mirella. Ah, Gianfranco da Cessato, ormai li conosco i miei opinionisti. Ciao Gianfranco. Sì, buongiorno signora Mirella. Buongiorno al consigliere. E intanto complimenti consigliere come si esprime e grazie della sua presenza, perché quando la gente viene in televisione ma quando sono ai certi livelli fanno fatica anche a venire in televisione e lei approfitto che lei... Ah, ve lo dico, sto chiamando tutti i senatori onorevoli, sempre 20 giorni che li chiamo, tutti impegnati, veramente ve lo dico, tutti impegnati, il primo che darà un segnale ve lo dico, ma volevo dirvelo, chiamati tutti, vai Gianfranco. Sì, no, ma appunto la ringrazio perché è venuta. E allora approfitto della mia solita domanda, Mirella. Io un consigliere, è una vita che mi batto per eliminare i tabelloni elettorali. Lei che fa parte di Verdi, nelle città sono messi a destra e a sinistra, perennemente vuoti, ha capito? Ci vuole migliaia di euro, metterli fuori e rimuoverli e così andiamo avanti nel 2023 con tutto quel che c'è di più, ma fuori che i tabelloni elettorali. Ecco, mi faccia un piacere, anche lei mi dia una mano. Ecco, grazie, buongiorno e buon lavoro. Grazie Gianfranco, prego, guarda. Bisogna proprio inventarsi nuovi metodi per fare campagne elettorali, quindi capisco la sollecitazione, anche perché... Però devo essere sincera, se posso dire la sincera verità, io eliminerei anzitutto i volantini, eccetera, perché molto spesso sono quelli che vengono più abbandonati, meno utilizzati e creano un maggiore impatto da un punto di vista ambientale, anche perché non sempre sono fatti con una carta adeguata poi al riciclo, eccetera. Per cui ammetto che probabilmente dobbiamo proprio ripensare al sistema del come fare campagna elettorale per riuscire ad arrivare a casa di tutti, anche di chi non ha internet, eccetera, e questo ammetto che non è molto semplice. Io sono disposta a parlarne, però al momento non ho una soluzione, come dire, alternativa per riuscire a fare in modo che la gente, quando deve approcciarsi al voto, possa entrare a contatto e riuscire ad avere un'informazione, anche per non arrivare soltanto a chi magari frequenta le televisioni nazionali. No? Perché magari sono quelli più avvantaggiati, magari c'è qualcheduno, magari specialmente anche i giovani, eccetera, che cercano di farsi avanti e hanno la possibilità non hanno la possibilità di farsi conoscere come altri. Ecco. In merito a quello che ho detto io, di questi anziani che mi hanno fermato. Una cosa volevo domandare. Se avete piacere, io vi chiedo questo favore. Io ricevo molte mail durante ogni giorno, però vi chiedo se avete la necessità anche semplicemente di condividere qualcosa, una proposta come è stato fatto adesso dalla chiamata recente, ma anche una preoccupazione. Io sono disponibile a leggere e magari anche ad ascoltarvi per bere un caffè insieme, eccetera. Non so se posso dare il mio indirizzo email, che è scrivimi@cristinagguarda.it, scrivimi@cristinagguarda.it. Lo so che è online, oppure potete scrivere anche una lettera in Consiglio regionale, inviarla a Palazzo Ferrofini a Venezia a mio nome, e io sono disponibile ad ascoltare e a leggere quello che avete detto, quello che avete in cuore.
Non sempre io, come consigliere regionale, specie di minoranza, posso dare delle soluzioni immediate, però qualcosa riesco a fare, riesco a mettere in contatto magari, o anche semplicemente condividere questo pensiero e la difficoltà può essere di stimolo a me per fare qualcosa, proporre qualcosa di nuovo e può essere comunque di stimolo per reagire insieme. Io questo è quello che posso mettere in rete, oltre alla mia azione in Consiglio regionale, oltre magari alla creazione di connessione con altre realtà che possono aiutarvi. Lo sto facendo per persone che hanno difficoltà nell'avere delle protesi, per esempio nei tempi. Lo sto facendo cercando di difendere alcuni presidi sanitari locali, lo sto facendo anche proponendo delle iniziative per riconoscere il lavoro che per esempio le persone che difendono l'ambiente stanno facendo all'interno dei territori. E se vuoi di questo possiamo parlare, perché posso darti 2 anticipazioni proprio in ambito anche naturalistico, visto che c'è il dottor Fiorenza qua. La prossima settimana presenterò 2 progetti di legge che magari potranno interessare a chi è appassionato di ambiente e chi è appassionato della tutela degli ecosistemi, che, attenzione, ci serve a tutti per la sopravvivenza anche futura della nostra umanità. Allora mandiamo anche le immagini dei camosci che sono bellissime e così intanto commentiamo. Prego. Allora presenterò 2 progetti di legge. Uno è quello per riconoscere anche in Veneto le guardie ecologiche volontarie, dando la possibilità a chi si adopera all'interno del territorio per tutelarlo e per segnalare anche delle situazioni di abusi, possa avere il riconoscimento ufficiale di poterlo fare. Penso per esempio alle persone che vanno in giro per esempio a raccogliere i rifiuti e non sanno come gestirli, non hanno una copertura assicurativa, non possono come dire, rilevare un reato, eccetera. O penso anche alle persone che proteggono per esempio i nostri parchi naturali e le zone di pregio, le zone che sono difese dall'Europa attraverso la rete Natura 2000. E il secondo invece è per tutelare la fauna minore, perché molto spesso in consigli regionali si parla di fauna selvatica, ma specialmente in relazione all'attività venatoria, all'attività di caccia. In realtà esiste un complesso sistema appunto di tutele per la fauna selvatica e molto spesso ci si dimentica della piccola fauna. Penso per esempio agli anfibi, eccetera, che sono animali essenziali per la garanzia di ecosistemi naturali che servono a noi per combattere l'aumento delle temperature, la crisi climatica, eccetera. E quindi l'obiettivo di questa legge è quello di tutelare questa fauna da un punto di vista legislativo e tutelare anche i loro habitat. Ci sono tante associazioni come SOS Anfibi, naturalisti, eccetera, che si stanno adoperando per questo e quindi io voglio dare un supporto in più a queste persone che stanno lavorando in maniera micro per agire però a livello macro. Abbiamo un'altra telefonata? Pronto? Ciao Mirella, pronto, sono Vladimiro. Ciao caro Vladimiro, ciao Vladimiro da Rovigo. Sì, volevo fare un pensiero, dire una cosa sulla tua ospite Cristina Guarda. A poco fa, stavo guardando e ascoltando Cristina Guarda, no? In certi momenti mi è venuto da pensare a una sua omonima, Christine Lagarde, quella dell'Unione Europea. Il pensiero mi è durato 2 secondi, l'ho spento subito e sono tornato a guardare e ascoltare Cristina Guarda. Ciao. Grazie al nostro Vladimiro, è un bel paragone, una delle donne più potenti che abbiamo, no? Wow. Lo so. Grazie Vladimiro, prego, guarda. Grazie infinite. Vladimiro, se non ricordo male, anche in passato avevi chiamato mentre ero in trasmissione, per cui ti ringrazio. Poi io ammetto, io non ho grandi mire personali. Io l'unica cosa che voglio fare è quella di fare bene il mio lavoro e cercare di trasmettere questa visione politica che ho, ecologista, per la difesa dell'acqua, in particolar modo della salute delle persone in relazione all'ambiente. E quindi invitatemi dove non c'è nessuno. Ecco, se posso essere sincera, non voglio essere dove tutti sono, ma voglio essere dove c'è bisogno e dove magari gli altri non vanno. Questa è l'unica cosa che vi chiedo. Allora, Fiorenza, io invece vorrei puntare anche soprattutto gli occhi, ma anche le orecchie e il naso, perché non investono sull'ambiente. Noi ieri abbiamo parlato molto anche di boschi, anche ieri io ne parlo quasi tutti i giorni dell'ambiente, dei giovani. Io ieri ho fatto una riunione con tutte le associazioni di volontariato, quasi tutte quelle naturalmente che si sono presentate. E quello che emerge è che non ci sono i giovani nel mondo del volontariato. Però quelli che ci sono sempre di più vicini alle associazioni che si occupano di ambiente. Allora io mi sono posta una domanda: ci sarà un motivo se questi giovani si avvicinano più all'ambiente?
Primo perché lo intrigano di più e loro vorrebbero sapere di più sull'ambiente. Secondo perché si fidano più degli animali che degli uomini. Con gli uomini non si fidano, si chiudono a riccio, non parlano, mentre con gli animali hanno più fiducia. Forse dovremmo intervenire di più, io ho detto, e finirla di fare il compitino in classe, io sono l'associazione di volontariato, faccio questo, ma portarli direttamente a fare quello che loro desiderano, portarli nei boschi, far conoscere gli alberi, far conoscere gli insetti, questi animali meravigliosi che ci sono, perché quelli che lo fanno, a quello che ho sentito ieri, Fiorenza, è che poi rimangono nel volontariato, quelli che riescono ad arrivare al mondo del volontariato. Si può fare qualcosa, Fiorenza, per far capire a questi politicanti che sanno solo mandarci i fatti negativi con i baby gang, con queste movide di schiamazzi, di tutto e di più, mentre c'è una parte di giovani meravigliosa, grande, grandissima, compresi i bambini, che sono lasciati completamente soli? Prego, Fiorenza. Argomento complesso e molto difficile. Guardi, personalmente sono abbastanza stupito, nel senso che io ormai ho più di 50 anni, negli anni 80 già si parlava dell'importanza di tutela dell'ambiente e la cosiddetta, adesso sembra quasi una parolaccia, ma in realtà è una bella parola, che è la biodiversità, e quindi io pensavo sinceramente che saremmo andati sempre verso un mondo più tutelato, migliore, diciamo. Oggi invece siamo tornati indietro, ma indietro in modo negativo. Mi spiego, quando dopo la seconda guerra mondiale diciamo che i nostri nonni avevano fame, per loro la priorità era quella di avere un benessere e quindi hanno cominciato ad aggredire il territorio perché ritenevano di fare una cosa giusta e anzi per la gran parte hanno fatto anche cose giuste e ci hanno permesso di avere una vita migliore. Oggi come oggi però, oggi sappiamo una parola che viene chiamata negativamente in questo momento ed è il segno grave dei nostri tempi, la scienza. La scienza oggi ci dice che non possiamo continuare con questo modello di sviluppo che è aggressivo e distruttivo. Cioè, se noi continuiamo a fare quello che stiamo facendo, prima il consigliere parlava della pedemontana, se noi continuiamo a ragionare con più strade, più infrastrutture, eccetera, eccetera, senza un minimo piano di intelligenza, noi distruggeremo il futuro ai giovani, quindi i giovani hanno ragione di impegnarsi nelle tematiche ambientali. Poi se lo fanno in modo più accettabile o meno accettabile, questo è un altro discorso. Però è incredibile che oggi magari un giovane che fa un'iniziativa che può essere discutibile viene messo alla gogna e quando viene distrutto un intero ecosistema, no. Vado avanti, però non è vero che sono solo i giovani che fanno cose buone, i vecchi fanno cose sbagliate. Io adesso qua non si vede, ma nella maglietta una lince, vorrei invece pensare come da noi adesso è stato riportato questo predatore alfa nelle nostre foreste grazie addirittura all'iniziativa dei cacciatori. Quindi insomma non tutto è negativo, appunto, non ci sono solo le baby gang in giro, ci sono anche belle iniziative. Ma basta conoscerle però, Fiorenza, perché non ce le fanno vedere. La interrompo perché abbiamo un'altra telefonata, sì, se no mi cade la linea, poi continuiamo. Chi è in linea? Sì, pronto, ciao Mirella, sono la Nadia. Ciao Nadia cara. E buongiorno buongiorno agli ospiti. Niente, volevo chiedere alla signorina consigliera. Allora, è da un po' di tempo che si sente parlare che l'Europa vuole le case green entro il 2035, mi sembra. Allora, la mia casa avrà 150 anni, restaurata 45 anni fa da mio papà e me l'ha lasciata a me. Volevo chiedere, adesso per farla green mi servono dei soldini, io non li ho. Cosa succederà alla mia casa se non viene effettuato questo restauro come vuole l'Europa? Ma l'Europa ha fatto i conti che non tutti possono restaurare la casa come vogliono loro. Se mi danno i soldi io la faccio come vogliono, però non devono obbligare
Questo è il mio pensiero. Mi dia una risposta. Grazie, buongiorno e buona giornata a tutti. Grazie Nadia, poi vi racconterò che foto mi ha mandato Nadia, ma la farò vedere domani perché oggi non ce l'ho fatta, ieri sono stata impegnata con questa riunione importante, ma è una sorpresa. Allora, prima di rispondere alla nostra Nadia, vorrei che anche Tiziano Fiorenza finisse il suo discorso che era molto importante. Sì. Prego Fiorenza. Sì, stavo dicendo la conoscenza. In realtà purtroppo oggi la conoscenza c'è. Allora i ragazzi diciamo, possiamo portarli nel bosco eccetera, ma in realtà abbiamo montagne di documenti che dicono quanto è importante e cosa abbiamo qua nel nord-est in termini di biodiversità, di ricchezza, cioè la nostra vera ricchezza è proprio la biodiversità, i nostri monumenti sono la ricchezza in ambienti naturali che noi abbiamo al nord-est. Di fatto però vengono nascosti e si dà la priorità a, cioè, mi spiego, la pedemontana, una pista da sci, una strada, fa molto più clamore nel senso di dire che noi abbiamo, che so, 7.000 specie di piante nel nostro territorio che rischiamo di perdere. Allora i giovani, come facciamo a portare i giovani nell'ambiente? Beh, innanzitutto le scuole devono fare il più possibile per far conoscere l'ambiente e il nostro territorio ai giovani. E la scuola prima di tutto già lo sta facendo. Il problema è che poi ci dovrebbe essere anche il politico che si prende in carico queste tematiche. Allora voi parlavate prima della montagna, dell'anziano, se non ricordo male, che dice non mi resta che morire. Infatti è questo il problema. Il problema è che a volte si crede che le leggi di tutela dell'ambiente siano a danno delle popolazioni locali, quando invece per esempio la montagna si spopola perché non ci sono più servizi, chiudono ospedali, non ci sono più insegnanti, non si trovano più pediatri. Come si fa a vivere in periferia se non ci sono più questi servizi e poi magari diamo la colpa al lupo, all'orso o alle leggi europee che tutelano l'ambiente? È un falso problema. Il vero problema è che le popolazioni di periferia, e ormai non più solo montane ma di periferia, non hanno più servizi. Questo è il vero problema. E invece la ricchezza in termini naturali di biodiversità, far conoscere questo, è il futuro delle nostre zone e prima lo capiremo tutti meglio è. Grazie dottor Fiorenza, molto chiaro. Prego Cristina Guarda, lo rispondiamo a Nadia, poi commentiamo quello che ha detto il dottor Fiorenza. Io ringrazio profondamente Nadia per aver messo sul tavolo questa questione. Allora, l'Europa non dice che obbligatoriamente Nadia dovrà ristrutturare la sua abitazione entro il 2033. Dice che entro l'obiettivo di andare entro il 2055 ad avere una riduzione importante delle emissioni e quindi intervenire anche sul riscaldamento, sull'energia consumata dai nostri edifici è prioritario. E l'obiettivo intanto è quello di dire i nuovi edifici, tutti residenziali e non residenziali, entro il 2030, 2033 eccetera, per scaglioni percentuali dovranno essere assolutamente ad emissioni zero. Per chi invece esiste già, per gli edifici che esistono già invece si dice entro il 2033 il 14% o il 27% a seconda del residenziale e non residenziale dovranno essere energicamente migliori e quindi essere da livello D di consumo energetico dovranno essere aiutati a consumare sempre meno. Quindi quello che l'Europa fa non è obbligare Nadia a fare questo percorso, ma è obbligare lo Stato italiano e tutti gli altri Stati in Europa a lavorare stanziando le risorse che l'Europa dà per aiutare le imprese e i cittadini a raggiungere questi obiettivi. Tanto che l'Europa ha stanziato accanto a questa misura un fondo, si chiama Sociale Climatico Europeo, Okay? Quindi un fondo sociale per il clima, un fondo per aiutare le persone che non si possono permettere di investire per raggiungere questi obiettivi e gli stati li dovranno distribuire a chi ha bisogno e qui sta il problema. Perché in Italia non possiamo permettere che questi fondi vengano utilizzati per rimpolpare il sistema banche come è stato fatto con il bonus 110 che adesso sta mettendo in ginocchio non soltanto i cittadini ma anche le imprese che hanno fatto richiesta appunto del riconoscimento del credito eccetera eccetera. Quindi siamo di fronte a una situazione in cui noi cittadini cosa possiamo fare e anche io come politica cosa posso fare? Intervenire affinché la politica nazionale non utilizzi malamente i fondi che l'Europa ha deciso di stanziare per questo obiettivo, perché l'Europa ha deciso di stanziare una vagonata di miliardi esclusivamente per aiutare chi non se lo può permettere, per non lasciare indietro le persone che non se lo possono permettere di pagare questa evoluzione.
dobbiamo far tesoro. L'Europa in questo caso non è cattiva, ci dà le risorse. I cattivi sono coloro che non vogliono utilizzarli per il bene comune in Italia e negli altri paesi. Tanto è vero che non presentano i progetti. E quei progetti che vengono presentati sono sbagliati, lo sanno, perché la comunità europea dice no cari miei, dovevate già farli voi prima con i soldi della regione, delle province, questi progetti qua. Non possiamo finanziare un progetto che era già stato finanziato e doveva già essere in atto, perché i cittadini questo non lo sanno, perché dice di no a certi, perché io mi sono informata molto bene, non vengono approvati perché dovevano già essere fatti. Capite che non ce la facciamo perché questi fondi vengono dirottati, poi non sono nella sostenibilità, cambiano strada, vanno da un'altra parte dove c'è il business, ma questo non potrebbe essere. Come mai avviene questo? Il controllo dov'è? Perché è chiaro il controllo. Allora io presento un progetto che non va bene, l'Europa mi dice no, però dovrebbe esserci anche un controllo su quei soldi che vengono presi e vengono dirottati da un'altra parte, tipo l'esempio che ha fatto prima, non erano previsti per quelle strutture ma per altre strutture e invece hanno fatto qualcos'altro. Prego, guarda. Io credo che il problema, la matrice di una grande parte dei problemi è il sistema di pressione lobbistica negativa che c'è sulla politica e il fatto che noi non abbiamo partiti autonomi. Cioè, la lotta per ridurre le spese della politica è una lotta giusta, però bisogna capirci che quando si è cancellato totalmente il finanziamento ai partiti si è fatto comprendere ai partiti che l'unica maniera per riuscire a resistere e quindi finanziare le grandi campagne pubblicitarie, le grandi campagne comunicative eccetera, per raggiungere quegli obiettivi c'era la necessità di avere altri fondi. E da chi li hanno presi? Dai finanziatori. E quindi per esempio in questi giorni si sta difendendo per esempio l'industria del tabacco piuttosto che l'industria delle sigarette elettroniche eccetera. Ma perché? Perché se guardiamo l'elenco delle aziende che hanno finanziato in campagna elettorale alcuni partiti, vediamo che ci sono questi sistemi. Lo stesso vale per la sanità privata, che magari va a finanziare i partiti per riuscire come dire, poi dopo a continuare un dialogo insieme con quei rappresentanti politici e magari ricevere qualche vantaggio. Lo stesso succede con la grande distribuzione, i grandi supermercati. Molti politici sono finanziati da questi sistemi. Non è una novità e non sto denunciando qualcosa per come dire, far scalpore, anzi è semplicemente per parlarci chiaro. È il sistema che funziona così. Noi abbiamo bisogno di una politica libera da questi sistemi. Allora sentiamo anche cosa ne pensa Tiziano Fiorenza invece di un sistema che dovrebbe essere più orientato, visto il problema che abbiamo. L'Emilia Romagna è l'ultimo esempio che abbiamo, e il rispetto per l'ambiente, investire sul territorio, sono veramente temi importanti che dovrebbero far riflettere, perché l'Emilia Romagna può capitare anche dopodomani un'altra zona, perché il tempo menora mediano se che comanda mia, e quello che succede se tu non hai fatto prevenzione, non hai investito, può succedere ancora. Prego Fiorenza. Sì, eccomi qua. Sì, assolutamente concordo. Il problema, mi ricordo prima la consigliera parlava anche degli anfibi, no? E dell'Emilia Romagna, elemento acqua, diciamo che fa proprio cade a fagiolo. Voi pensate per esempio che l'Emilia Romagna è un territorio alluvionale. I territori alluvionali li abbiamo in tutta, diciamo, la zona del nord Italia, nella zona della pianura padano-veneta. Ebbene, quelle zone là è vero che c'è stata la pioggia, è vero che forse c'è stata una manutenzione forse non perfetta, ma questo non è un problema. Il problema è che abbiamo cementificato il territorio in modo incredibile, eccessivo. E oggi, pensate, proprio oggi la brutta cattiva Europa aveva proposto una legge per tutelare per esempio le paludi, i fiumi naturali, far scorrere eccetera, e ci si è opposti, cioè proprio l'Italia si è opposta a queste proposte, che in realtà sono le uniche proposte che possono non eliminare il problema, che non esiste, ma mitigare il problema quando può succedere. E attenzione, gestire bene il territorio significa anche conservare quegli anfibi di cui si parlava prima, che sono oggi la categoria di vertebrati più a serio rischio di estinzione a livello globale del mondo. Allora uno mi può dire, ma perché io mi devo occupare degli anfibi? Non so, si parlava prima della fauna minore.
che la fauna in realtà meno che non fa i titoli sul giornale, ma è quella che ci dà le più grandi indicazioni sulla salute ambientale. E perché? Perché anfibi e tutti gli altri animali piccoli sono legati molto al tipo di ambiente in cui essi vivono. Se loro cominciano a sparire, a diminuire, sono un chiaro indice che l'ambiente sta male, sta morendo. Attenzione, quando la biodiversità, gli ecosistemi cominciano a morire, non è semplicemente che il birdwatcher o l'amante della natura è privato di un posto meraviglioso, no, vuol dire che ci stiamo suicidando. E adesso noi magari ne godiamo facendo un'opera, facendo queste cementificazioni, argini eccetera, magari qualche ditta ne guadagnerà dei soldi, ma alla fine ai nostri figli e ai nostri nipoti lasceremo le macerie. Allora io ripeto, l'Europa avrà tanti demeriti, magari non sa comunicare bene, ma ripetiamo che le leggi europee sono quelle che in questi ultimi anni hanno tentato in qualche modo di arginare anche il consumo di suolo e l'aggressione agli ambienti naturali che sono alla base della nostra sopravvivenza. Cioè l'uomo è parte della natura, non è che siamo fuori, noi ci siamo inventati, noi che siamo sopra possiamo gestire tutto, ma certo noi abbiamo lo strumento scientifico che ci dice cosa possiamo fare, come lo possiamo fare e anche cosa non possiamo fare, che è meglio che non tocchiamo. Ma questo purtroppo, soprattutto a livello politico, si parlava prima delle lobby, no? Che gestiscono, che spingono il politico finanziandolo a delle particolari opere. Quindi fare più strade, costruire di più eccetera, chiaramente questo paga il politico perché in quel momento riceve anche dei soldi. Tanto è vero, si continua a parlare anche adesso in questi giorni di terza, quarta corsia, nonostante quello che si sta dicendo. L'ultima telefonata, poi andiamo in pubblicità. Chi è in linea? Antonio. Ciao Buongiorno. Antonio, che piacere sentirti. Buongiorno. Quanti problemi. Cioè, noi creiamo problemi e poi dopo diciamo che li vogliamo risolvere. Il discorso della cementificazione è lo sviluppo che si crea in Italia. Si creano posti di lavoro. Ma ragazzi, noi facciamo cementificazione per creare posti di lavoro. È inutile. Ma se lo dicono i nostri commercianti, i nostri cari politici, quei bei politici che sono là a Roma, che basta fare fatturato. Tu fai fatturato e te paghi tasse per mantenere questo tipo di economia. Nella mia zona fanno un centro commerciale ogni 2 anni. Ma i centri commerciali, voi non lo sapete che non fanno parte dell'occupazione del suolo. Cioè, io se mi voglio fare una casa mi fanno un mazzo così perché occupo il suolo. I centri commerciali non sono nella categoria di occupazione del suolo. Difatti, dove abito io, a Piove di Sacco, c'è un supermercato attaccato all'altro. Ma vi rendete conto? E poi il sindaco dice è perché si creano posti di lavoro. Caro sindaco, ti dico che sei un deficiente. Io sono in fabbrica, non posso neanche aprire un negozio, no, perché io esco dalla fabbrica per entrare in un centro commerciale a fare il commesso. Ma le teste pacate dei nostri governanti, Dio Carlo, e dopo te paghi le conseguenze, perché tu pensi di creare posti di lavoro e fai dei disastri come è successo tempo fa nella montagna qua nel Veneto e come è successo qua in Emilia Romagna. Ma l'economia è basata anche su altre robe. Ho fatto 2 anni in Slovenia. La Slovenia è occupata dal 60% di foreste. Ma come cavolo fanno a mantenere queste foreste? Ma perché non fate cementificazione? Vi create posti di lavoro. Ma quello che a me mi fa rabbia è che io che ho una certa età e che vedo che i tempi passano, c'è come si dice, la tecnologia che aumenta, ma vedo che l'ambiente è sempre peggio. Ma è sempre peggio l'ambiente. Dove ci sono alberi non c'è più niente. Una volta c'erano anche, ogni diciamo frontiera dei campi, c'erano arbusti, c'erano siepi, non c'è più niente. Perché?
la vegetazione, in Italia non serve la vegetazione. E poi mi vengono a rompere le scatole a me, perché io ogni tanto mi faccio una roba ai ferri e che se mi accendo un fuocherello per fare gli ossetti, inquino. Tu permetti a centinaia e centinaia di aperture di centri commerciali e io inquino perché ogni tanto, una volta al mese magari, mi faccio una costolina ai ferri. Cos'è che devo fare, ragazzi? Cosa devo mangiare i brodini? Per dare a voi la possibilità di fare miliardi, io devo mangiare brodini, magari con le stelline e quei passatelli magari. Perché se mi faccio una bei ferri, inquino. Siamo fuori di testa. Buongiorno e grazie. Grazie Antonio, mi raccomando non offendere, potete dire quello che volete ma non offendete, usate altri termini che si possono usare. Adesso andiamo in pubblicità. Allora, stiamo parlando anche di fragilità con Cristina Guarda, nel senso che io le stavo raccontando di quello che sta succedendo, nel senso che le fragilità non possono difendersi, e sono tantissime le fragilità, vai a 360 gradi. Perché? Perché loro non possono difendersi e chi dovrebbe difendersi invece non lo fa, perché tanto qual è il problema? Io finisco a lavorare il venerdì pomeriggio, ho risolto il problema, il ragazzo viene portato a casa, il ragazzo rimane a casa perché la famiglia o non ha i mezzi o non ha la possibilità o anche è sfinita per riuscire a dare quello che servirebbe al ragazzo, un po' di staccare la spina, non la staccano perché sono quasi sempre su questi ambienti chiusi, solo là ed esclusivamente là, se tu ti azzardi a tirarli fuori c'è una burocrazia e attenzione, non si può, che fa impazzire. Allora io mi domando, ma possiamo continuare ancora così se vogliamo parlare di inclusività? Vogliamo capire che invece la privacy, la burocrazia dove vogliono viene eliminata? Si può fare, e dove invece dovrebbe essere eliminata si continua a tenere perché diventa un problema. Il fragile diventa un problema per il politico, volete capirlo che diventa un problema? Pensate che l'ho raccontato, e questo lo racconto anche a Cristina Guarda, che mi ha chiamato una mamma di Bassano che suo figlio è stato allontanato dalla palestra dove faceva questo sport perché non è stato più accettato dalla squadra perché aveva dei problemi connettivi. Ma è normale, secondo voi? E questa mamma è sfinita, ha paura, non ce la fa. È appena morto il marito, ha perso il fratello e si vede allontanare anche il figlio, che per lui era una cosa importantissima del mondo sportivo perché la squadra non lo vuole. Certi genitori non vogliono che i loro figli giochino assieme a questo ragazzo. Questo impedisce di crescere la squadra. Ma vi rendete conto? E poi dobbiamo parlare di inclusività. No, questo è un fatto veramente grave. Prego. Mettimi in contatto con la signora, se fosse possibile, certo. Che così ragioniamo anche insieme ad altre associazioni se c'è la possibilità di fare un percorso invece vero e inclusivo. Allora, c'è un progetto che potrebbero mettere in pratica i comuni, che è quello di riconoscere il registro per la vita indipendente delle persone con un disagio psichiatrico, con una disabilità, eccetera. Al momento le istituzioni dicono: io do i soldi, e magari non sono nemmeno sufficienti, per gestire un servizio, dove però le persone con disabilità, l'anziano, eccetera, vengono considerate come utenti, invece sono persone. Per questo dovrebbero essere davvero molto più attenzionati, e so che gli amministratori locali hanno tanto da fare, però la rete, sia con il sistema di volontariato che con appunto il sistema dei servizi sociali dei comuni, per riuscire invece a personificare le persone che ricevono questi servizi. Un progetto era quello che avevo chiesto alla Regione del Veneto attraverso una mozione votata all'unanimità di promuovere all'interno dei comuni del Veneto, che è quello del registro della vita indipendente, in cui c'è una commissione di persone che si prendono l'incarico di valutare insieme alla persona con disagio psichiatrico, con disabilità, quali sono i suoi sogni, i suoi desideri di realizzazione personale, parlarne e interagire con la famiglia e con le persone che fanno parte della sua rete sociale, e nel frattempo costituire
costituire, diciamo, insieme alla rete associazionistica del luogo e agli amministratori locali, percorsi per fare in modo che questo percorso, questo sogno, questa passione, il desiderio di un'attività lavorativa, eccetera, possa realizzarsi. Ecco, questa cosa qui è una cosa che, se fossi sindaco, se riuscissi a farmi sentire anche da qualche sindaco in maniera un po' più forte, vorrei mettere in pratica, così come è stato messo in pratica per esempio in Regione Emilia-Romagna e in alcuni comuni. So che alcuni consiglieri comunali hanno cercato di portare questo tipo di progettualità all'interno dei comuni, ma purtroppo non vengono molto compresi, per cui credo che ci si possa mettere in rete per fare in modo che questa cosa qui possa diventare un obiettivo un po' più raggiungibile. Il problema è fare rete con i servizi sociali, cosa non facile, esattamente. Cara Cristina, guarda, fare rete con i servizi sociali che invece mettono dei paletti, non tutti, perché ce ne sono che funzionano, lo sapete che alla Mirella non piace sparare nel mucchio, però cosa non facile, ve lo posso assicurare, perché se trovi l'assessore che ha altre mire non vai da nessuna parte, cara Cristina, tanto è vero che questa cosa non si sa. Allora andiamo a vedere invece una cosa che riguarda un po' tutti noi, perché è il nostro futuro anche credere in questi animali meravigliosi. Andiamo a vedere il servizio che ci ha portato Fiorenza, Orso Bruno. Oddio. Ma... Allora, sono immagini, Fiorenza, cosa stiamo vedendo di questo meraviglioso orso bruno? Questo è un giovane orso bruno che vive nelle montagne del nord-est, quindi tra Veneto e Friuli Giulia. A differenza della provincia di Trento, noi abbiamo solo individui maschili, quindi normalmente evitano l'uomo, eccetera. Qui ci sono animali che vengono definiti predatori alfa. Non so se mi sentite bene, perché non stanno benissimo Fiorenza. Predatori alfa, quindi sono l'apice della catena alimentare, no? Adesso purtroppo, dicevo prima, recentemente c'è stato un brutto fatto di cronaca in provincia di Trento, su cui non mi dilungo, ma lì ancora una volta la politica sbaglia, non la ricerca, non i naturalisti, insomma. E questo ci pone delle grandi sfide, cioè la presenza di un animale così grande, così importante al vertice della catena alimentare, e sono anche uno stimolo a noi per vivere meglio e in modo, diciamo, più ecocompatibile con gli ambienti naturali. Oggi il nord-est Italia vede il ritorno di molti altri animali, come il lupo, la lince di cui parlavo prima, i grandi ungulati. Ecco, la presenza di questi animali arricchisce il territorio, non lo impoverisce. Certamente vanno gestiti, nel senso che la popolazione deve avere, diciamo, un livello maturo di coesistenza con questi animali. Sono una grande sfida per il futuro. Ma attenzione, per i naturalisti, queste specie di animali in realtà ci danno poca preoccupazione, perché siccome sono adattabili riescono a sopravvivere bene nel territorio, quindi è solo un rapporto, diciamo, tra uomo e animale di coesistenza. Invece, come diceva prima la consigliera Cristina, anfibi e piccoli animali sono quelli che invece ci stanno indicando che il territorio è molto sofferente, è in una gravissima situazione. Io in questi giorni sto monitorando proprio nel nord-est d'Italia anfibi e rettili, che sono il tema principale delle mie ricerche, e andando in giro sto vedendo come il livello della siccità è gravissimo, nonostante le piogge, che molta gente si lamentava, oddio quanto piove, in realtà le falde acquifere sotterranee sono ancora prive di acqua. Allora andiamo a vedere, Fiorenza, corriamo un pochino perché il tempo sta veramente galoppando. Rospi comuni, visto che abbiamo parlato di questo, andiamo a vedere anche questo, dall'orso a rospo, andiamo a vedere. Ecco, brava, ha fatto un bellissimo passaggio, perché l'orso, diciamo, prende le prime pagine dei giornali, però invece gli anfibi, come i rospi, sono animali in fortissima diminuzione a livello mondiale. Tutti gli anfibi vengono considerati in pericolo di estinzione, e anche da noi, per mille motivi legati soprattutto all'antropizzazione del territorio e ultimamente, in questi ultimi anni, anche alla diminuzione dell'acqua superficiale, stanno decisamente scomparendo. La scomparsa degli anfibi è una cosa incredibile, avviene con una velocità in cui non si è mai vista, non solo nella storia, ma neanche nella preistoria. Per esempio, durante le estinzioni di massa del passato, la velocità con cui gli animali si estinguevano non era così elevata come oggi. Se nel passato le cause erano eruzioni vulcaniche o impatti con asteroidi, eccetera, oggi la causa siamo noi.
Andiamo a vedere anche i lupi italici. Ecco, i lupi italici, sì, le riprese che ho preso sono lupi italici. In realtà nel nord-est Italia abbiamo due popolazioni di lupi che si sono incontrate in questi ultimi anni e sono la popolazione balcanica dinarica, quindi proveniente dalla Slovenia e dalla Croazia, insieme ai lupi provenienti dall'Appennino, che proprio qua da noi hanno formato questo gruppo che ormai è diventato abbastanza consistente, oltre 100 esemplari. Ricordiamo che i primi lupi erano due, si chiamano Slauz e Giulietta, nei monti della Lessinia, che sono morti recentemente dopo una lunga vita di oltre 10 anni. Quindi anche la convivenza con questi animali deve prevedere una certa responsabilità da parte di tutti quanti, ma denota comunque che se noi vogliamo e lo sappiamo fare, riusciamo ad avere un ecosistema solido e sano. Allora Fiorenza, siccome ho ricevuto delle telefonate dove qualcuno ha detto basta, non vado più nel bosco, ho paura, come si fa ad andare nei boschi, nessuno andrà più nei boschi, vuole per cortesia fare un appello e far capire che nel bosco si può andare, basta saperci anche andare e rispettare le regole del gioco, perché non è tutto nostro, è anche di questi animali meravigliosi che forse sono nati proprio là e sono arrivati prima di noi. Prego Fiorenza. Assolutamente, certo, bellissima cosa. Innanzitutto va detto che appunto questi animali sono là e sono parti fondamentali dell'ecosistema. Primo, poi secondariamente parlando è straordinario che oggi uno abbia paura di andare nel bosco perché c'è il lupo che non ha mai attaccato l'uomo da secoli e quindi non esiste mai nessun caso di un'aggressione di lupo all'uomo nei tempi moderni. Invece per esempio quando ci sono moltissime persone che muoiono ogni anno perché gli cadono sassi in testa, a decine muoiono colpiti dai fulmini, per non parlare dell'imprudenza con cui ci si va nel bosco magari con abbigliamento non adeguato. Potrei continuare con le zecche che portano un sacco di zoonosi, continuando con mille altri problemi, addirittura con aggressioni con animali domestici. Per esempio pochi sanno che le vacche al pascolo causano ogni anno qualche morto sulle nostre Alpi. Ecco, ha fatto bene a dirlo perché bisogna iniziare a parlare, perché questi danno delle volte dei segnali che non vanno assolutamente bene, perché poi arrivano le telefonate, io non vado più nel bosco perché ho paura. Soprattutto ci vorrebbe anche una segnaletica decente, ecco, se però mettono la segnaletica come la mettono nelle rotonde è meglio che non la mettano, che ci arrangiamo noi, perché fanno solo che disastri, neanche quella riescono a mettere. Abbiamo l'ultima telefonata, non so se Cristina può rimanere o se ne deve andare, ce la fai a sentire la telefonata? Sì. Prego, chi è in linea? Sono Giusy, ciao. Ciao Giusy. E alla Cristina che la vedo molto molto combattiva. Allora siete in tre con la Meloni, io spero che la Meloni vada avanti di fare di più, perché la gente dice che non si accorge di cosa fa. Non capisco, insomma, ecco. Allora Mirella, volevo intervenire ancora ieri perché il dottore che parlava degli orsi e il ciclista, quello che avevi ospite, che bisogna sapere anche come ci si deve comportare se tu vedi un orso. Volevo chiederle se si sono mai trovati davanti, perché a questo punto, Mirella, prova te vederti un orso davanti, se devi battere le mani per allontanarlo, se devi stare immobile, se non devi correre. Non capisco tutta questa cosa qua che è semplicissimo, perché devi sapere come comportarti. Io di sicuro no, voi non lo so, vi ringrazio. Non ho capito però se vuoi andare nei boschi o se hai paura di andarci, dopo te la... Allora, dottor Fiorenza, come risponde la nostra Giusy? Come dobbiamo comportarci se ti troviamo di fronte all'orso? Chiaramente, occupandomi di animali selvatici, mi sono trovato gli orsi diverse volte, in realtà più in Slovenia che dalle nostre parti. Dalle nostre parti incontrare un orso è quasi impossibile, in provincia di Trento un po' più frequente, 99,9% dei casi l'orso se ne va via, senza che noi facciamo nulla. È sufficiente fare un po' di rumore, ma veramente un poco, parlare semplicemente, è già il livello di scontro con l'animale è zero. Ma perché non si parla di questo, dottor Fiorenza? No, perché continuiamo a dire di avere il terrore di questi animali? E lei ha detto basta parlare anche magari un po' sottovoce, questo scappa come vede l'uomo, perché tanto che ha una paura folle dell'uomo da solo, poveretto, senza fare. Ecco, perché non si, anche sulle scuole, non si fa, perché dopo i bambini vanno a casa e riportano a casa queste cose? Poco, guardi, io non so in Friuli, qui da noi le posso assicurare pochissimo, prego.
Ma guardi, io in Friuli devo dire alla regione qua informa tutto benissimo, ci sono libretti, si possono scaricare gratuitamente eccetera. L'unico evento pericoloso effettivamente può essere dell'ossa accompagnata dai cuccioli, dai piccoli, e in questi casi bisogna avere un comportamento diciamo un po' più sofisticato. Per esempio se c'è un cane bisogna tenerlo strettamente al guinzaglio, perché il cane tende ad andare a abbaiare contro l'osso e l'osso tende a reagire. Queste sono delle cose di base. Come anche può essere pericoloso correre contro l'orso, per esempio, magari uno non si accorge che c'è l'orso e gli va addosso, può essere un evento pericoloso, ma normalmente devo dire qua nella mia regione l'informazione è ampia, grande, non credo che nessuno abbia paura di incontrare un orso nella mia regione. E poi c'è la prepotenza e l'arroganza. Ieri una donna si è venuta a Villa Margherita, dove ci sono cartelli dappertutto, cani a guinzaglio corto, perché ci sono tanti animaletti, tante cose. Quando il volontario gli ha detto signora deve tenere il cane al guinzaglio, apriti cielo, ha incominciato a inveire, a urlare, non è mica casa sua. Lei è entrata su un cancello, non è mica casa sua. Questa si deve dare una calmata, e chi pensa di venire a Villa Margherita e fare quello che vogliono non esiste. Io ho messo cartelli non fumare, guinzaglio corto, biciclette a mano, perché ci deve essere rispetto per l'ambiente. Ci sono 2 parchi meravigliosi, ma stiamo scherzando? Questa prepotenza che hanno questi cittadini che pensano di fare tutto quello che vogliono, di farsi loro le regole. State a casa se non siete in grado di uscire, che fate danni quando uscite. Allora io saluto il dottor Tiziano Fiorenza, naturalista e guida naturalistica, saluto e ringrazio anche Cristina Guarda, consigliere regionale Europa Verde. Vi inviterò ancora, grazie, pubblicità. Vi presento un'altra gradita ospite. Abbiamo in presenza Marilena Rosada, una passionaria di molte battaglie, soprattutto adesso con la sanità pubblica. Prego Marilena, intanto grazie di essere qui. Prego, la vedo anche in forma, perché io voglio molto bene a Marilena, perché è una che ha coraggio di dire quello che vede, quello che pensa, di mettersi in gioco, di mostrare la faccia, cosa non semplice e non facile. Prego Marilena. Sì, la mia vuole essere non una denuncia ma una testimonianza. Cioè la sanità ormai sta scoppiando, è una cosa addirittura, cioè veramente non si può credere, cioè a parte le liste d'attesa che ci vogliono mesi e mesi, ma io ho scoperto che succede che uno telefona, si trova un posto, se è fortunato che a quel momento trova un posto libero, gli danno l'appuntamento magari dopo pochi giorni, e ci sono quelli che sono 8, 9, 10 mesi che sono in lista e ti mettono in preattesa ma non ti mandano avanti. C'è un sistema veramente che così non funziona. Non funziona assolutamente. Poi io, siccome frequento tanto l'ospedale, ho spesso ricoveri, cioè vi dico non c'è personale. Io l'anno scorso ho salvato una persona perché non arrivavano quando suona il campanello. E io stessa, quando ho avuto 3 anni fa, all'inizio della pandemia, sono stata ricoverata, ero in isolamento in una stanza, cioè ho suonato, io non respiravo più, non arrivava nessuno. Sono andata dalla porta, non avevo la voce per chiamare, per fortuna è passata un'infermiera che andava in turno. Cioè non si può, non c'è personale, assolutamente. Cioè è inutile che facciano bello l'ospedale nuovo, ma se non c'è personale... L'hanno detto anche i chirurghi che avevo ieri ospiti, ma non solo loro, è una situazione veramente diventata drammatica per tutti, e io penso che qualcuno dovrebbe prima riflettere, prima di muoversi in altri settori che veramente sono settori che preoccupano molto, perché si parla molto di strutture, di edilizia, ma si parla pochissimo di servizio al cittadino e all'ammalato, è questo che veramente è un problema. Ma perché non si sente, secondo te, la necessità? Cioè sono diventati talmente cinici. No, ti dico io perché. Perché fare una pedemontana, fare il quartolotto, tagliare il nastro, quello vale tanto per la politica. Visibilità, hai capito? E invece fare una cosa perché che non è così visibile, hai capito? Questo è il discorso. Però stiamo parlando di salute pubblica, Marilena. Sì, appunto, salute pubblica, ma così non si può andare avanti, anche con gli anziani, le rette che ci sono nelle case di riposo, cioè la gente non ce la fa più, cioè, e pagare le visite, io anche dopo che sono stata malata ne ho pagate visite a pagamento, cioè sono soldi, perché sono 150 alla volta,
non è possibile. E comunque anche con i medici di base la situazione è drammatica, perché tu vai, loro sono al telefono, tu sei là, non puoi neanche parlare perché col discorso del Covid poi con 2 telefoni addirittura. Cioè non è possibile, e dopo loro sono stressati da morire. Da 1200 a 1800 pazienti come fanno? Hai capito? Come fanno? Cioè è logico che dopo non ce la fanno più e scoppiano. Cioè non è possibile. Allora andiamo a vedere anche cosa dice Martella sulle liste d'attesa. Andiamo a sentire. Politico. Vediamo se parte il servizio. Eccolo qua. La politica della Regione per recuperare le liste d'attesa e riprendere le prestazioni rimaste galleggianti sarà fallimentare. Andrea Martella, segretario veneto del Partito Democratico, contro le dichiarazioni rese ieri dai vertici della sanità, in risposta all'indagine presentata dai sindacati dei pensionati uniti, dalla quale emergeva chiaramente che 7 veneti su 10 non riescono a prenotare una prestazione prescritta. La nostra Regione, che per molto tempo ha raccontato di avere una sanità eccellente, è vero che ha professionisti nel mondo della sanità eccellenti, ma ha ormai un'organizzazione che non riesce più a dare risposte ai cittadini. Io ho dei dati che vanno in questo senso, liste di attesa infinite, persone che non riescono a trovare un medico di base. 29 milioni di prescrizioni nel 2022, eseguite soltanto 16 milioni. Il piano di smaltimento vale per la Regione 30 milioni di euro. Dovrebbe portare entro fine anno a smaltire anche le prestazioni con priorità D, l'ultima. A preoccupare però è il peggioramento del quadro clinico di chi resta troppo in lista d'attesa, soprattutto se anziano. Quando non riesci a curarti è chiaro che insorgono anche problemi di carattere psicologico. Per esempio il tema della salute mentale è un tema che sta emergendo con forza anche nel nostro territorio. È qualcosa che non può funzionare. Questo è un diritto essenziale dei cittadini che non può essere messo in discussione. Allora, quello che veramente preoccupa molto Marilena è che lo sanno il problema, lo conoscono, certo. Ma siccome loro prendono una montagna di soldi e il problema non ce l'hanno, addirittura ma penso anche che li visitano gratis, penso li paga neanche, guarda, lo dico io, ma sono sicura di quello che dico. Loro non si pongono il problema perché non ce l'hanno, non lo sentono, perché loro il di problema. sicuro basta che alzano il telefono e le visite gliele fanno. Se io mi chiamo Zaia, se mi chiamo Conte, cioè logicamente non faranno quello che facciamo noi. Loro diranno naturalmente che non è vero quello che stai dicendo. Non è possibile, io a febbraio-marzo stavo malissimo, dall'ultimo di dicembre ho fatto 3 accessi al pronto soccorso, la quarta è perché il dottor Gherlizzoni, che devo solo ringraziare, mi ha fatto fare una visita urgente pneumologica, mi è stato detto dobbiamo ricoverarla, però non c'è posto, mi hanno rimandato a casa. Sono tornata dopo 2 giorni, 2 notti, ma in condizioni che non vi dico, e dopo non vi dico per trovare un posto. Cioè non può essere, ripeto, a me non interessa niente della pedemontana, io voglio poter essere curata, voglio poter trovare un posto letto. Mettetevelo in testa, amministratori politici, che queste sono le cose più importanti. Vediamo se è collegato il sindaco Roberto Rigorni Stern da Asiago. Ancora non si è collegato, dovrebbe essere collegato con noi. Però Marilena, quello che veramente stupisce è che non riusciamo a farci ascoltare. Cioè siamo in pochi, la maggioranza mi non vuole combattere, non sta mettete in mezzo, guarda che dopo te garogne, a saperda, e siccome loro sanno questo, sono riusciti a mettere l'uno contro l'altro. Basta vedere la battaglia sui poveri, io ne so qualcosa, vengo da un banco solidale del mercoledì, perciò ne so qualcosa, vengo dai servizi sociali, ne so qualcosa, vengo dai CEOD, ne so qualcosa. Capite che non c'è la forza anche per quelli che vogliono combattere, perché tu sei il generale, sei davanti, ma è l'esercito che te manca da Drio. Se non te dà l'esercito, dove vado? Guarda Mirella, io vedo in tutte le cose che faccio, e io sono anche con Italia Nostra, in tutte le cose che facciamo ci troviamo sempre i soliti, sono battaglie importanti che facciamo, ma non trovi, e soprattutto giovani, perché ormai noi siamo anche di una certa età, non trovi giovani che si interessino. La gente appunto dice mi non vuoi combattere, che vada avanti coi altri, cioè non è possibile. Cioè,
il mondo è questo dove viviamo, ti devi rendere conto dei problemi che ci sono. Allora, se combattiamo insieme abbiamo un peso, se siamo 4 gatti è un altro peso, questo è il discorso. Allora andiamo a vedere anche questa carenza di medici di base, andiamo a Venezia. Abbiamo oltre 105 carenze di medici di medicina generale sul territorio. A partire dallo storico medico di Chirignago, la dottoressa Paola Bassetto, che a fine mese andrà in pensione. 2000 pazienti, le incombenze burocratiche e il non poter far ferie per mancanza di sostituti l'hanno portata a prendere questa decisione. L'ULSS tamponerà con una sostituzione per i mesi estivi prima dell'arrivo del nuovo medico, ma numeri alla mano la carenza è in aumento. Da 21, dice lo SPCGL, nel 2019 a 58 nel 2022 per l'ULSS 3, mentre nel Veneto orientale da 25 nello stesso periodo a 44. Bisogna affrontare il tema sanità pubblica in modo radicale, perché queste carenze producono diversi aspetti negativi per le persone, perché le persone in assenza del medico di medicina generale o con soluzioni tampone, cioè con soluzioni di accorpare zone con altre zone eccetera, rendono sempre più difficoltoso l'accesso al medico di medicina generale, quindi intasamento dei pronti soccorso, intasamento di strutture. E sempre più ricorso alle visite private a causa delle liste d'attesa o ancor peggio c'è chi si vede costretto a rinunciare alle cure. Problemi tutti che ci dicono dobbiamo andare a pagamento, per fare veloci dobbiamo pagarci le prestazioni, perciò sono molto in difficoltà gli anziani qua da noi. Non solo da voi, ma dappertutto gli anziani sono in forte difficoltà, invece dovrebbe essere la persona, la figura più supportata, certo, quella che dovresti dare delle risposte immediate. Già sono penalizzati con 600 euro di pensione se ce la danno dopo aver lavorato una vita e qualcuno non gli ha messo neanche i contributi, perché non a caso queste cose qua, ricordatevi, perché il signor Paron ancora adesso scusa, ma per carità mi scusa, siamo così, non c'è niente da fare, dobbiamo cambiare anche culturalmente, qua è profondo nord. Marilena, prego. Sì. Cioè, devono rendersi conto che le persone, cioè quelle sono, anche se uno ha una bella pensione, ma se sono anche in 2 che hanno problemi, che hanno bisogno della casa di riposo, come fanno? Le famiglie sono distrutte perché a casa tutti quanti lavorano, non riesci a seguirli. Se li metti in strutture i soldi sono tanti e d'altra parte capisco anche quelli delle strutture che con tutti gli aumenti e tutto le rette aumentano. Ma comunque io continuo a dire che queste sono le robe importanti, il resto è in secondo ordine e comunque devono smetterla, devono pensare anche all'ambiente, devono smetterla di dare le approvazioni a centri commerciali continuamente. Non si può, quelli che ci sono tutte che chiudono e ne mettono nuovi, cemento cioè non si può andare avanti così. Però prima Cristina Guarda, consigliere regionale Europa Verde, ha detto a chiare lettere, lo so che qualcuno dirà che dirò una cosa molto forte, ma queste cose che nascono non nascono a caso perché sovvenzionano la politica. L'ha detto lei prima, perciò se nascono queste cose è perché qualcuno le permette, perché sono soldi che poi arrivano nelle tasche, ha detto, dei politici per farsi le campagne elettorali. Ecco, ma poi chi è che paga le conseguenze? Appunto, sempre noi. Guarda, neanche i morti possono stare in pace, perché a Monigo, dove abito io, al cimitero c'è Basso Prefabbricati, che è proprio con le proprio sopra il cimitero, sì che urli, parole, non ti dico. Adesso hanno addirittura davanti, che c'è tutto il posto dei campi, l'hanno convertito in area commerciale, sì che adesso hanno fatto, non ti dico cosa verrà fuori là, non lo so. Ecco, allora, cioè io dico, dobbiamo fare un passo indietro, secondo me quanti, sì, perché sennò non ne veniamo assolutamente fuori. Perché scusa se dico una cosa, cioè è inutile che vengano a continuare a dire infrastrutture per il traffico, per l'inquinamento, di fare altre strade. Ragazzi, fare altre strade, l'inquinamento aumenta, cioè per togliere il traffico bisogna togliere le macchine e mettere trasporti adeguati e non aumentare i biglietti, casomai diminuirli. E allora qua si deve investire. Siccome la coperta è corta,
bisogna investire sulle cose principali. Allora andiamo a vedere cosa dice invece testimonianza di Rosada, che è anche ammalato oltretutto. Andiamo a sentire questa testimonianza. La gente deve anche pensare che non bisogna intasare gli ospedali se continuiamo con questo ritmo. Gli altri ammalati, quelli oncologici come me, cosa fanno? Dove vanno? Marilena Rosada, che i trevigiani hanno imparato a conoscere perché da anni si batte contro la realizzazione del quarto lotto della tangenziale, parla della sua esperienza da malata oncologica in tempo di Covid, per chiedere a tutti di sforzarsi perché la pressione sugli ospedali si allenti, così da permettere di curarsi al meglio anche a chi sta combattendo contro altre malattie. Purtroppo io il mese di marzo ho scoperto, proprio il 9 marzo, in piena pandemia, ho scoperto di avere un linfoma non Hodgkin. Sono stata tanto male e sono stata ricoverata, ho fatto chemio e ci sono stati dei problemi perché non sono neanche potuta accedere alla sala operatoria per un prelievo della massa perché la sala operatoria era stata chiusa per Covid. Allora io quando vedo tutte le interviste di questi giorni e la manifestazione dell'altra sera, io capisco tutto e vorrei avere una bacchetta magica per risolvere i problemi a tutti quanti, perché capisco che tutti devono lavorare. Forse la gente non ha capito che lo fanno perché non ci deve essere socialità. Siccome molta gente non ha capito e continuavano a fare assembramenti, siamo arrivati al punto che siamo. Chi prende questa emergenza alla leggera, dice Marilena, si metta nei panni dei malati. Vado tutti i giorni in ospedale, però purtroppo ci vai perché lo devi fare e la gente deve tenersi sulla mascherina. Ha inviato un messaggio vocale al sindaco Conte, la Rosada. Lo ha fatto dopo aver visto le immagini della protesta di lunedì sera in Piazza dei Signori, che ha radunato 3.000 persone. Un assembramento pericoloso, dice, ribadendo quanto già sottolineato dal prefetto Laganà. Pensate anche ai malati come noi che altrimenti non possono più curarsi, già è molto difficile figurarsi con questa situazione Covid. Se ci sono tante persone ammalate di Covid, le altre persone non possono più essere curate e poi c'è il rischio sempre maggiore che queste, avendo queste patologie, si prendano il virus e sono sicuri che non ce la faranno. Allora Marilena, era il 2020, com'è la situazione tu da ammalata anche con problemi molto seri, che ti ritrovi? Tremenda perché quando vai in ospedale non c'è posto letto, ti rimandano a casa perché non riesci ad avere un posto letto, essere curata, il personale manca, suoni il campanello, non arriva nessuno, arrivano dopo non so quanto tempo. E quindi la situazione... Non è migliorata la situazione no, perché è passato il Covid? No, io voglio dire comunque che questa situazione, mia mamma è morta 23 anni fa, aveva 2 tumori, addirittura abbiamo dovuto telefonare non so quante volte perché non la ricoveravano per operarla perché non c'era posto. Abbiamo dovuto fare non so quante telefonate, poi è stata ricoverata, ormai non c'era più niente da fare. Allora io dico, era stata ricoverata in corridoio, quindi... E questo problema si ripete da non so quanto tempo perché non è da adesso che ci sono le liste d'attesa, cioè è una vita che devi fare e ogni volta tu riesci a fare qua a Treviso pochissime esami, visite, ti mandano a Motta, Monastiere, in giro. Ecco, questo è il discorso. Allora andiamo a vedere, visto che prima avevi spiegato di questa TAC, cosa hai detto, perché questa attesa per la TAC è insopportabile. Andiamo a vedere. Attesa TAC. Marilena. Io ho una TAC con prescrizione da 10 a 20 giorni, sono già passati 15 giorni e abbiamo telefonato anche stamattina, mi hanno detto a maggio. Marilena Rosada, combattiva oppositrice del quarto lotto della tangenziale, è alle prese con una battaglia che riguarda questa volta la sua salute. L'ostacolo è uno specifico esame, una TAC, che lei vorrebbe poter eseguire al più presto, come da prescrizione medica, avendo già avuto un linfoma e temendo che i sintomi che si sono presentati ora siano quelli di una recidiva. All'inizio della pandemia mi sono ammalata, avevo un linfoma non Hodgkin, e adesso da 1 mese e mezzo sto male e il problema è che devo fare una TAC con contrasto. Sono andata anche lunedì al pronto soccorso perché non respiravo e mi hanno rifatto i raggi e hanno trovato una polmonite con versamento come l'avevo quando avevo il linfoma.
però non mi hanno ancora fatto la TAC. Io sto male, tanto male, non respiro e devo sapere se ho di nuovo il linfoma per potermi curare in tempo se dovesse essere. È un problema complessivo, dice, quello delle liste d'attesa e della carenza di medici e personale sanitario. Io ho vissuto tutta questa cosa con la pandemia e non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Vorrei anche fare un appello anche al sindaco di Treviso e ai sindaci che stanno facendo campagna elettorale. Mettetevi una mano sul cuore e sulla coscienza. Voi litigate, mandate le frecciatine, dovete ascoltare le persone, perché ci sono cose veramente importanti. La salute è la cosa più importante. La pedemontana poteva anche non essere fatta, risparmiare 10 minuti, un quarto d'ora, si può alzarsi prima alla mattina, ma non trovare il posto in ospedale, non poter essere curati, le liste d'attesa così lunghe, non è giusto. Gli stessi medici di base, conclude, oberati di assistiti e intimoriti dal poter essere accusati di prescrivere troppi accertamenti, non ce la fanno più. Sarà sempre peggio, quindi i soldi vanno messi sulla sanità prima di tutto. Allora Marilena, come vuoi commentare questo servizio? Allora io commento che i medici di base sono terrorizzati a prescriverti degli esami, delle visite, perché dopo dicono che ricevono telefonate, gli dicono che non doveva far così, che non doveva far colà. Allora, poco tempo fa ho sentito l'assessore Lanzarin dire che adesso, siccome ci sono appunto tutte queste prescrizioni che non riescono ad evadere, che vedranno se le prescrizioni sono, non mi ricordo la parola che ha detto, insomma se sono giuste o no praticamente. Allora io dico all'assessore Lanzarin, mi piacerebbe anche che rispondesse a questo. Allora un medico non fa una prescrizione perché ha paura, perché lei dice che non devono fare tante prescrizioni. Allora, se dopo succede che questo medico non fa la prescrizione e c'è una cosa grave, chi si prende la responsabilità? Il medico che non l'ha prescritta per ascoltare i vostri diktat, oppure se la prende lei la responsabilità se succede qualcosa? Allora è collegato con noi anche finalmente Roberto Rigoni Stern, sindaco di Asiago, secondo mandato Civica Centrodestra. Sindaco, buongiorno. Anche voi sindaci siete in prima linea, problemi dei cittadini, servizi alle persone e non strutture, è quello che chiedono i miei ospiti, le telefonate che ricevo. Prego sindaco. Sì, scusatemi, ma c'erano problemi di linea di connessione internet, per cui abbiamo tentato più volte di collegarci e non ci siamo riusciti fino ad adesso. Ecco, logicamente io ho ascoltato adesso questi servizi e le persone che stanno parlando. È evidente che il punto A, no, di un programma amministrativo e politico deve essere quello di perseguire un obiettivo di tutela della salute pubblica. Questo è l'obiettivo prioritario di qualsiasi amministrazione, ce lo dice un sindaco che si è battuto tenacemente per la difesa della sanità della propria popolazione che vive in un'area montana e che ha bisogno di essere assistita al 100% per quanto riguarda le cure, quelle che devono servire per salvare la vita, voglio dire, cioè la sanità è il primo punto di un programma amministrativo e anche politico. Quindi adesso ho sentito anche delle dichiarazioni di alcune persone che sono state come dire, penalizzate dal fatto che il Covid avesse chiuso le sale operatorie, cioè ritardi diagnostici, ritardi terapeutici legati alla pandemia. Ora bisogna rimediare ai ritardi che sono stati causati da questa epidemia e bisogna far sì che al centro dell'azione politica amministrativa di ciascuno di noi ci sia il tema della sanità dei cittadini, quindi riduzione delle liste d'attesa, risposte quanto più immediate alla soluzione dei problemi di chi ha bisogno di interventi immediati, di interventi, come dire, che possano essere anche diagnostici di patologie gravi che possono essere curate, prese per tempo. Quindi su questo la Regione deve fare un investimento proprio per poter ridurre i tempi e le liste d'attesa. So che l'assessore Lanzarin sta lavorando in questa direzione, ma non basta, perché oggi come oggi
Ma vede, Sindaco, non è il problema l'assessore Lanzarin, è il vertice. Lei è un vertice, ma non è il vertice. E allora se a lei non danno l'input o il via libera, capisce bene che lei più di tanto non può fare e non può dire. Abbiamo una telefonata, chi è in linea? Sono Anna, Mirella, ciao. Ciao cara Anna, ciao, che piacere sentirti Anna, ciao. Purtroppo mi senti sempre quando anche ci sono le cose che non vanno, infatti non sto ancora bene, ma voglio dire a Marilena che non conoscevo, non conosco, ma che la amo già a distanza per come affronta le battaglie. Io telefono per confermare che c'è un casino, ecco, e non è vero che non dipende anche dall'assessorato alla sanità, perché a cominciare dal fatto che a rispondere ai cittadini credo sarebbe un dovere. Allora io la faccio breve e magari la storia intera te la verrò a raccontare. Sto affrontando un pesante problema perché devo fare un intervento in anestesia totale a mio figlio disabile. Non riesco da una settimana e più a contattare per un colloquio la dottoressa che dovrà intervenire. Perché? Perché tutti gli altri servizi hanno trattato con superficialità le problematiche. Questa dottoressa non sa neanche chi è mio figlio e cos'è e che necessità ha, come non lo vuol capire neanche l'ospedale. E da una settimana sto lottando perché mi mandano da un numero telefonico all'altro, da un reparto all'altro, dove mi si dice che non è possibile neanche fare questo passaggio. Io dico che chi ci governa, chi deve regolare la sanità, deve assolutamente capire che le cose non stanno andando bene, che un cittadino da fuori diventa matto anche per poter contattare un medico. E poi sono d'accordo con tutto il resto, anche per poi avere il servizio decoroso, con dignità per la persona. Sono d'accordo con tutto il resto che ha detto anche Marilena a proposito di situazione generale, perché Regione, UIS fanno i concorsi, portano via anche il personale dalle cooperative che gestiscono la disabilità, quindi c'è un turnover pazzesco, senza contare appunto tutti i costi che devi affrontare all'esterno della sanità pubblica, che sono pesantissimi per una famiglia. Come tu sai, sono ormai 15 mesi che mi trascino io una malattia, sono anche molto stanca, molto debilitata, però adesso ho anche questo nuovo problema per mio figlio e intendo usare tutto il fiato che ho, ma sono stufa di ritrovarmi ogni volta di fronte a questi casini. Punto e basta, verrò a trovarti Mirella appena. No, Anna, ti chiamo io dopo, quando ho finito la trasmissione, che se riesco a darti un piccolo aiuto, quello che posso naturalmente, per cercare di dare risposta a questa mamma, a questo ragazzo meraviglioso. Anna si sta battendo da una vita per i diritti del suo ragazzo, era bambino e è diventato un uomo, lei lo sta ancora seguendo e va il massimo supporto alla nostra Anna. Cosa vuoi dire Marilena, Anna? Ecco che appunto che ci vuole tanto coraggio e che bisogna andare avanti, cioè io vedo che se insisto faccio telefonate, faccio telefono da una parte, cioè se insisti, se alzi la voce riesci ad ottenere qualcosa. Se stai zitto no. E allora bisogna aver coraggio e comunque io vorrei dare un messaggio di speranza a tutti quelli che sono ammalati: non perdete mai la fiducia di pensare che potete guarire. L'altro giorno hanno fatto un'intervista al professor Allongi di radioterapia al Negrar di Verona, e adesso addirittura c'è una radioterapia talmente precisa che può addirittura colpire le metastasi. Quando una volta si sentiva parlare di metastasi dicevi adesso basta, è finita, non ce la puoi più fare. E invece no, non fermatevi mai, andate avanti, abbiate coraggio, lottare sempre fino all'ultimo.
Allora, Sindaco, come ha sentito, donne che lottano nonostante le gravi malattie che le colpiscono, anche con queste disabilità che devono vivere, poco supporto, noi continuiamo a parlare di strutture e non di servizi ai cittadini, voi ne sapete qualcosa, siete in prima linea. Prego, Sindaco. Sì, il tema della sanità, come ho detto prima, è un tema delicatissimo e la politica può fare però fino a un certo punto, perché poi ci sono le questioni organizzative interne agli ospedali. Le faccio un esempio: io ho dovuto intervenire in prima persona durante il periodo del Covid perché i dirigenti medici interni all'ospedale non erogavano più il servizio di mammografia all'interno dell'ospedale di Asiago, ma le signore anche anziane in pieno Covid dovevano trasferirsi a Bassano o a Sant'Orso. Parlo della mia USL che è articolata su 3 ospedali, c'è un ospedale per acuti ad Asiago, uno a Bassano e uno a Sant'Orso. Ora, dico anche alla signora che è appena intervenuta, laddove ci sono delle situazioni gravi di non risposta alle problematiche della salute delle singole persone, che sono delle problematiche sacrosante che devono essere affrontate con tempestività, rivolgetevi ai vostri sindaci, perché i sindaci sono le massime autorità sanitarie del comune della vostra appartenenza. E quindi è un sindaco che deve intervenire e segnalare le disfunzioni che ci sono all'interno degli ospedali che erogano servizi a favore. Mi scusi, Sindaco, devo chiedere però, ma allora gli assessori a cosa servono, mi scusi? Non sono i servizi sociali, non c'è un assessorato sociale, ma allora cosa serve? Allora facciamo solo il sindaco e riusciamo a risolvere il problema, perché sono loro che dovrebbero dare delle risposte, sono là. Allora, Mirella, è chiaro che io dico il sindaco parlando in termini generali, rivolgendomi come capo dell'amministrazione, perché la norma, no, dal punto di vista giuridico, possiamo affermare che il sindaco è la massima autorità sanitaria all'interno del proprio comune. Perché è responsabile della salute dei propri cittadini. Ma lei sa quante telefonate faccio io perché i miei cittadini vengono da me in appuntamento dicendomi che non hanno risposte dall'ortopedia alla radiologia. Aspetti, Sindaco, perché c'è un'altra telefonata. Chi è in linea? Se no mi cade la linea. Pronto? Sì, sono Bellotto Elena. Ciao Elena. Cara, buongiorno e saluto ai suoi ospiti. È una persona meravigliosa, buona, gentile, cordiale. Lega tutte le più buone bontà che ha. Non so come spiegarmi, che è una brava persona, una bellissima persona, una carissima persona. Mi scusi perché sono un po' agitata, avevo telefonato anche l'altro giorno. Ma stai parlando della Marilena? No, sono il Bellotto Elena. Sì, ma di chi stai parlando? Voi alla nostra Marilena? Sì, no, a lei, signora Mirella, lei. Beh, a posto. Grazie Elena. Senta, mi volevo dirgli anche, se posso parlare? Prego Elena. Siccome che mi avevo telefonato che dovevo fare una colonoscopia, dai 3 di ottobre che mi ha ordinato, e ho ancora da farla, mi ha mandato al 26 di luglio. Siccome che sono stato qua a panchiatrite al pronto soccorso, mi ha tenuto dentro 3 giorni, ma si vede che mi ha cura bene, io ho sempre avuto mai acidità, mal di stomaco. E 3 giorni fa, lunedì, sono ancora al pronto soccorso perché non la facevo più tutti i giorni, sto mal di stomaco. E mi ha detto che non può farmi niente, insomma mi ha fatto analisi, non mi ha trovato niente. E signora ha detto bisogna che aspetta, quando che avrà il 26, va il 26. Per fortuna adesso 7 giorni che si va a quietare un poco, ma se può andare avanti così quel mai, non so, da ottobre. E che avevo prima, mi ha mandato a ottobre, e sono stata anche al pronto soccorso e mi ha tenuto dentro perché avevo a panchiatrite in gennaio, in febbraio, non mi ricordo più il mese.
non so se posso stare così. Guarda Elena, intanto ti ringrazio della telefonata e delle parole che non merito, perché siamo una squadra, tutti assieme stiamo cercando di fare le battaglie per vincere la guerra che non si sa quando finirà, perché le cose invece migliorare vanno peggiorando. Però guarda, ieri ho avuto 3 luminari ospiti, quasi sempre gli ho a dire la verità, e hanno fatto un appello accorato che riguarda la sanità. Abbiamo bisogno di personale, abbiamo bisogno di personale. Guardate che non sono cose da scherzare, lo dicono i luminari che vanno nelle sale operatorie a operare e che sono là 24 ore su 24, perché guardate che funziona così, sono bravissimi, non è che si tirano indietro o scappano, sono là, voi non lo sapete, ma sono là, questi non mangiano neanche perché continuano a operare, poi a visitare, poi a operare. Capite che c'è qualcosa che non torna e qui qualcuno deve intervenire, la politica deve intervenire sia a livello regionale che nazionale. Cosa dice il sindaco? Sono perfettamente convinto di questa cosa, perché è fondamentale che ci sia la massima sensibilità, ma dal punto di vista, ripeto, organizzativo, cioè la politica deve intervenire attraverso i propri dirigenti, perché mi rendo conto che ad esempio un assessore regionale non possa occuparsi o non possa sapere delle anomalie che riguardano un centro prenotazioni, cosiddetto CUP, piuttosto che arrivano le segnalazioni, le gira ai direttori generali. Gli aspetti relativi alle disfunzioni organizzative interne agli ospedali devono essere al centro della politica, cioè come fare a risolvere i problemi dei cittadini perché i cittadini possano avere un accesso quanto più immediato alle cure. E quindi serve avere più medici, questo è il problema, perché se serve avere più medici, noi sappiamo che medici ce ne sono sempre di meno. Allora serve modificare i numeri chiusi alle università perché abbiamo più necessità di medici, bisogna intervenire attraverso la politica per limitare il numero chiuso delle università e aumentare il numero di medici. Bisogna prevedere maggiori assunzioni anche dal punto di vista organizzativo e dirigenziale interno per poter far fronte alla mole di prenotazioni che arrivano. E quindi ci sono degli aspetti organizzativi che vanno oltre quelli di carattere sanitario, che servono per risolvere le problematiche delle persone. Questo è quello che deve fare la politica. Provate a pensare che cosa succede per esempio al sud Italia, dove il modello della sanità nostro, che già presenta delle disfunzioni, no? È considerato un'eccellenza. Pensiamo cosa succede nel sud Italia, dove molte persone partono, vengono a curarsi al nord. Quindi è chiaro che stiamo parlando di tematiche complesse, ma stiamo parlando di tematiche che, come ho detto prima, sono al centro, devono essere al centro della missione politica di qualsiasi esponente e di qualsiasi partito politico del nostro paese. Sì, ma siccome io abito nel Veneto, sindaco, e cerco di capire cosa funziona e cosa non funziona nella mia regione, perché vivo in questa regione, sto cercando anche di capire questi fondi del PNRR che arriveranno anche ai sindaci e che arriveranno non solo a voi ma anche a altri, se avranno uno scopo socio-sanitario sostenibile o se prenderanno altre direzioni, come abbiamo sentito prima da Cristina Guarda, consigliere regionale Europa Verde. Lei come sindaco cosa farà con questi fondi che arriveranno? Guardi, i fondi del PNRR che noi abbiamo chiesto non vanno a toccare il tema della sanità. Parliamoci chiaro, la sanità è una competenza delle regioni, quindi sono le regioni che prendono i soldi del PNRR e che li destinano all'ambito sanitario. Ecco, i comuni possono fare delle operazioni associate, quindi con altri comuni, per investire per il miglioramento dei servizi sociali territoriali, ma il tema sanitario è un tema che riguarda esclusivamente la politica regionale, cioè è la regione che deve occuparsi del tema. Volevo che lei lo dicesse, perché se lo dico io magari sbaglio, se lo dice un sindaco assieme ad altri sindaci è una cosa diversa, dovreste essere ascoltati, perché è un tema veramente difficile. Guardate che sta diventando un'emergenza la solitudine e la povertà
realtà i malati di mente, fra poco andremo tutti dal psichiatra, perché veramente stiamo andando fuori di testa, c'è una confusione in giro che è pazzesca e ne sta provando le conseguenze, pagando le conseguenze, le fragilità, continuo a dirlo, ascoltati, i sindaci lo sanno, perché sono queste che bussano alla porta, non la persona che sta bene, dobbiamo occuparci di queste, non hanno più case, non hanno più niente, stanno togliendo le case, i mutui sono aumentati, per forza il disagio mentale sta aumentando, ma come fa una coppia, una famiglia a vedersi portare via la casa, non ha più la possibilità di pagare il mutuo, ma si rendono conto di quello che sta succedendo? Vai a fare la spesa, non ti bastano più 100 euro, non ti bastano più 100 euro e qui aumenti di 20-30 euro sulle pensioni che non ti bastano neanche un giorno, ma è una presa in giro. E poi sentiamo che un parlamentare prende 95.000 euro netti, 95.000 euro netti. Qua qualcuno si dovrà pure ribellare, dovete farvi forza sindaci, perché siete quelli meno pagati e siete quelli che hanno la patata bollente in mano, ma dobbiamo smettere di parlare questi parassiti che non fanno niente, non hanno portato a casa niente. 95.000 euro all'anno, ma siamo fuori di testa, siamo fuori di testa e nessuno dice niente e tutti silenzio. Marilena, perché bisogna dirle queste cose? Le cifre le abbiamo sapute l'altro giorno, perché quando chiedo scusi lei cosa prende come consigliere o assessore regionale? Ah, non so, deve vedere su ma come, dimmelo, niente da fare, uno da una. Adesso finalmente sappiamo che un parlamentare, un onorevole senatore prende 95.000 euro netti. Sì, anche i consiglieri regionali, cioè sono tanti soldi. Dopo vediamo che la maggior parte, anche in Parlamento, non si presentano neanche alle sedute. Allora, cioè, veramente è una cosa incredibile. Cioè, dovrebbero, io dico sempre, quelli che fanno politica dovrebbero prendere uno stipendio normale. Allora, vediamo se uno lo fa veramente per la passione di fare qualcosa per il prossimo o se lo fa solo per le sue tasche. Ecco, questo è il discorso. E comunque è dura, nel senso che appunto non ce la si può più fare, arrivare a fine mese, le bollette, le visite, cioè anche io per esempio con tutte le patologie che ho dovrei avere le medicine. Ecco, però io quando vado in farmacia spendo anche 50 euro perché ci sono i ticket sulle pastiglie, i soldi della ricetta, dopo tanti medicinali che devo prendere perché con la malattia che ho, però non sono mutuabili, quindi me li devo pagare. Questo è il discorso. Io dico, quando uno è ammalato oncologico, adesso vi dico, diverso tempo fa, avevo la tachipirina gratis, perché io non posso prendere altre robe, quindi prendevo la tachipirina. Perché da diverso tempo Zaia ha fatto un'ordinanza in cui la tachipirina non viene più passata, quindi io adopero tachipirina a nastro e me la devo sempre pagare. Allora io dico, con tutti i problemi che ho, almeno che mi venga passato quello che devo avere, insomma, per potermi curare. Questo anche è perché star male non è una bella cosa, ecco, cioè non è un divertimento. Anche se mi rendo conto che sono costata molto alla sanità in questi ultimi anni, però purtroppo avrei fatto volentieri a meno. Ecco, questo è il discorso. Allora, Sindaco, voi siete in prima linea, per fortuna vi siete anche uniti, siete riusciti a fare rete, una cosa importantissima questa, per avere più risultati. Com'è la situazione? Ma tutti i sindaci riescono a capire, ecco, veramente l'importanza di fare rete? Mi scusi un momento perché c'è un'altra telefonata. Chi è in linea? Pronto? Sì, Mirella da Riese. Ciao Mirella. Ciao Mirella, ciao. Ascolta, io 3 mesi fa sono stata all'ospedale a Montebelluna al pronto soccorso perché avevo dibattiti forti del cuore. Ecco, e dovevo fare un elettrocardiogramma urgente perché mi ha fatto la carta la dottoressa. E allora sono andata urgentemente. Sa quanto ho aspettato perché mi facciano un elettrocardiogramma? 2 ore e mezza. A te sei andata anche bene, ha detto Marilena. E potevo fare anche un infarto perché avevo i battiti che andavano a 100 all'ora. Ecco. E mi hanno fatto 3 volte l'elettrocardiogramma, 3 volte.
E l'ultima volta è riuscita bene e mi hanno dato delle pastiglie che mi servono da prendere. Ecco, però ho dovuto aspettare perché il malessere che avevo purtroppo è così. Vado a Castelfranco una volta, anche là aspetta in coda, ma quante ore per una visita? È tutto così. Grazie Mirella di questa un'altra testimonianza importante. Il popolo comincia a parlare, comincia a far capire che così non può continuare. Sindaco, prego. Il sindaco è caduto. È caduto il sindaco da disperazione, penso, perché veramente dare anche risposte non è sempre facile. Il problema è che devono dare delle risposte perché sono cittadini che pagano le tasse. Ecco, la malattia non è un optional che si va a cercare, ma ti arriva specialmente in età forse delle volte diversamente giovane, ma non solo. E queste persone hanno bisogno di risposte, hanno bisogno di servizi. Questo è il problema, hanno bisogno di servizi. Marilena, un'altra battaglia che stavi facendo era contro questo quarto lotto. Sì. Andiamo a vedere allora, Marilena, il quarto lotto. Non si risolve assolutamente niente. Non sono queste scelte strategiche, sono scelte politiche, elettorali per esibire i trofei. Importa ben poco a Marilena Rosada, da sempre in prima linea contro la realizzazione del quarto lotto della tangenziale di Treviso, che la regione sia alle prese con un'estenuante attesa della firma da parte del premier Giuseppe Conte del decreto che dovrebbe sbloccare l'intervento. Mentre l'assessore Elisa De Berti si interroga sull'effettiva volontà di PD e 5 Stelle di dare il via a opere ritenute fondamentali, Rosada torna a ribadire l'inutilità dell'infrastruttura. Poco tempo fa ha dichiarato lei, anche Vernizzi, che 40 milioni per il telaio est sono troppi, sarebbe una spesa assurda. Allora io voglio dire, per i 3,5 km uguali del quarto lotto, 57 milioni di euro, ma non saranno 57, molti di più perché è un prezzo di tanto tempo fa, più tutti gli espropri che non hanno calcolato. Saranno 100-120 milioni di euro per 3,5 km che non risolveranno assolutamente niente. Al di là della difficoltà di collegare un eventuale quarto lotto alla viabilità esistente, per i residenti della zona di Sant'Anna l'intervento non aiuterebbe comunque lo smaltimento del traffico cittadino. Per velocizzare, per diminuire l'inquinamento, non è che facendo strade nuove si elimina il traffico, bisogna investire nei trasporti, bisogna fare come in Svizzera, autobus continuamente, che puoi scendere da un autobus, prenderne un altro con un unico biglietto, con un prezzo irrisorio. Questo è fare qualcosa. Rosada attende ora un confronto con il sindaco Conte, che era stato qui un anno fa a rassicurare i residenti, ma il quarto lotto è tornato alla ribalta e tra loro monta di nuovo la preoccupazione. Allora Marilena, come commentiamo? Si parla ancora di cemento, si parla di quarto lotto? Allora, il quarto lotto, cioè loro stanno raccontando delle storielle, delle favole. Io mi domando come fanno a dire che il quarto lotto risolverà i problemi del traffico, del quadrante della città, del PUT, cioè ci sono tutte le direttive della città che ci sono nei momenti di punte, le code così. Cioè, il quarto lotto viene fatto alla fine della tangenziale, quindi da qualsiasi parte vengono, devono andare alla fine della tangenziale per prendere il quarto lotto. Il quarto lotto non sarà, come ha detto anche l'altro giorno l'assessore De Checchi, che intanto, siccome sono 40 anni che se ne parla, bisogna farlo. No, motivo per non farlo, perché potevate farlo prima, no? Che ci avete dato, nascosto il disegno, ci avete dato il permesso a costruire e adesso volete infilarci la strada. Questo è il discorso. Parlate di anello, non è un anello, perché va a finire in feltrina. Non ci sarà nel quinto, nel sesto, nel settimo lotto, perché è costruito dappertutto e non ci saranno mai soldi. Quindi non è un anello, è un uncino. Per San Giuseppe non cambierà mai niente, intanto voi continuate a mettere attrattori di traffico nei posti dove c'è tanto traffico. Cioè, io mi domando come si fa. Ecco, questo è il discorso. E allora io mi domando, 77 milioni di euro, ma chissà neanche, Salvini ha fatto un discorso così, non sono neanche calcolati gli espropri, cioè ci sono tanti espropri a fare verso la feltrina. Cioè, mi domando, cioè da noi passano dentro le case. C'è anche il PUMS comunque che ha fatto, ha scritto che non c'è il posto per fare la tangenziale, eventualmente una strada a 2 corsie.
ma che comunque è sempre il solito discorso, non cambierà niente, bisognava fare come avevamo detto noi, passare sulle cave, fare un'altra soluzione, ma siccome non vogliono spendere soldi, fanno tutti i pezzetti così per far vedere che fanno, ma non risolvono niente, come il discorso della Pedemontana, non sono state fatte le opere complementari, a parte il discorso di quello che serve che è vuota, ecco, e io sono contenta che il sindaco di San Zenone ha fatto questa denuncia e ha vinto e ha ragione, perché se hanno fatto è inutile che quando fai gli accordi scrivi che farai così, farai colà e dopo non fai più niente. Loro vogliono fare un pezzetto qua, un pezzetto di là, un pezzetto di là. Allora fai una cosa e la fai bene come si deve fare. E quello che sta facendo il sindaco Rigoni Stern, andiamo a vedere PNRR energie rinnovabili. Asiago. Energie rinnovabili, Asiago. L'obiettivo che da oggi dovremo porci sarà quello di rendere autonomo sotto il profilo della sostenibilità energetica il nostro comune. Passo dopo passo verso la prima comunità energetica dell'Altopiano. Assegnati al comune di Asiago, infatti, importanti finanziamenti da fondi PNRR che gettano le basi per un futuro energetico autonomo ed ecosostenibile. L'accesso a questo importante finanziamento del PNRR ci permette di dotare le nostre scuole, la scuola elementare, la scuola media e la palestra dell'istituto professionale di un sistema di fotovoltaico con pannelli fotovoltaici che hanno la finalità di garantire la produzione di energia elettrica per questi plessi. Non solo impianti fotovoltaici, previsto anche un investimento di circa 200.000 euro per la sostituzione dei serramenti dei plessi comunali, un progetto, quello di Asiago Go Green, volto a rendere sempre più verde il territorio. Attraverso fonti energetiche rinnovabili si vuole attivare la comunità energetica e si vuole garantire per il futuro un obiettivo di autosostenibilità del nostro comune a cui possa aderire anche il singolo cittadino, anche il singolo proprietario di seconde case. Abbiamo la telefonata, chi è in linea? Sono io, Mirella Lann di Cavallino Treporti. Ci siamo già sentiti diverse volte per il discorso delle medicine. Ciao Anna. Pronto? Sì, ti sento bene Anna, vai. Mi senti? Ecco. Allora praticamente ci siamo sentiti con l'avvocato anche Pavanetto che c'era lì e c'era anche un assessore della Lega che diceva che anche lui era stato praticamente con il cuore ammalato e doveva pagarci tutto. Io sono 3 anni che vado avanti e il sindaco dice dobbiamo andare dal sindaco, non è vero? Sono andata dal mio sindaco qua a Cavallino Treporti, ha fatto la lettera a Zaia, ha fatto la lettera all'assessore Lazzarini, non ho ricevuto mai nessuna risposta per quel discorso che sono stata ricoverata, avevo un medico legale che mi ha detto è impossibile, originale e generico, non paghi niente, noi in Emilia Romagna non paghiamo con bonaccini niente e sono 3 anni che vado avanti perché voi siete toste, io sono contenta anche la signora che hai lì a fianco. Però ti dico una cosa, anche se vai avanti, non combini niente, dobbiamo pagarci, siamo 2 disabili, dobbiamo pagarci 400 euro ogni mese di medicine, per praticamente oncologia, tutte malattie che si ha praticamente, vabbè. E ti dico adesso, ultimamente ho dovuto andare tutto privatamente con un tumore all'intestino e ringraziando Dio, sono andata dal primario a Venezia, mi ha detto che sono un paziente a rischio, caro primario, dicendo che ero al colpo. E poi ho fatto 4 coloscopie, di tutto e di più. Alla fine, fortunatamente, mio figlio che abita a Padova, che è psichiatra, praticamente mi ha trovato un bravo primario, il dottor Agrima, che mi ha operato e adesso, ringrazio Dio, non perdo più sangue.
e non ho più tutti questi dolori tutta la notte che ho sempre avuto. Grazie Anna, scusa, devo chiudere la telefonata, sennò il sindaco non riesce a risponderti perché sono quasi in chiusura. Ti ringrazio di aver chiamato, questi sono purtroppo i problemi. Qualcuno dice: sindaco, siete voi che sbagliate, che avete votato queste persone. La pensa anche lei così o c'è voglia di cambiamento nel paese, di aria fresca, perché così non si può andare avanti? Ma sa, è difficile dire questo perché le difficoltà le conosciamo tutti e abbiamo una situazione in Italia che è complessa. Io credo che però con la volontà di muoversi nell'ambito di quelli che sono i rapporti interni, quindi tra comune e le singole ULSS, si possano risolvere tanti problemi. Io ho riportato la mia esperienza di sindaco. Cioè, quando ho chiamato direttamente il direttore generale dell'ULSS ho avuto delle risposte. Non serve mandare lettere al presidente Zaia che ne riceve 1 milione al mese e non riesce ad evadere, non riesce a rispondere a nessuno. Chiamate direttamente i direttori delle ULSS. Sindaco, mi scusi, ma anche uno staff che può rispondere alle mail, non è che sia da solo che deve mettersi al computer a rispondere alle mail, anche uno staff preparato che potrebbe rispondere al cittadino. Mi scusa, qui scarica il Zappa, ma almeno una risposta. Allora, non è la prima volta che sento che mandano le mail e nessuno risponde, non va bene. Esatto, Mirella. Allora, ci sono tante aspettative da parte delle persone, no? Nei confronti del Presidente della Regione, dell'assessore Lanzarin, i quali, da come mi viene detto, ricevono tantissime lettere. È chiaro che il Presidente della Regione, quello che può fare magari è sentire il proprio direttore generale e capire se è possibile risolvere il problema. Ma secondo me, se ci fosse un impegno, una buona volontà di chi lavora sul territorio, cioè gli amministratori, i sindaci, che ripeto sono le massime autorità in materia sanitaria, gli assessori, no, al sociale, che possono fare filtro laddove ci sono delle situazioni di disfunzione, no, si potrebbe arrivare a risolvere queste problematiche. E questo lo dico perché i sindaci, no, hanno un potere importante che è quello di esprimere un loro voto all'operato dei direttori generali delle ULSS. Questo lo dico perché il mio voto, no, che sono sindaco di un comune dove c'è l'ospedale, è un voto importante. C'è un direttore generale dell'ULSS che viene chiamato da un sindaco, ma anche da un sindaco di un piccolo comune, deve saper ascoltare, deve dare delle risposte, perché questo viene chiesto a un manager della sanità. Caro sindaco, mi dispiace, lei è bravo, abbiamo visto di cosa si occupa lei con questi fondi, di come investe, poi vorrei far vedere anche il depuratore. Lei non sta parlando, non sta investendo su centri commerciali o su quarto lotto, lei sta dando dei servizi alla sua popolazione, non cosa facile. Abbiamo un'altra telefonata, chi è in linea? Buongiorno signora Mirella, sempre ottima la sua trasmissione, sempre Grazie. Utile, è ben precisa e molto chiara, molto chiara. E il discorso del PNR, l'ho già detto e lo ripeto, fino a che viene buttata l'acqua su una scuola pasta, i soldi vanno così, vanno persi nei landroni di qua o di là, e questa sarà la fine. E sarà la fine anche se viene accettato il MEX. Fino a che non si rendono le regioni autonome, in pratica ti ho dato i soldi a te e ti sta a perderli, qua sarà un scolapasta, il classico scolapasta. Solamente con controlli sulle regioni autonome si capisce dove sono andati, si potrebbe capire più facilmente dove sono andati questi soldi. E questa sarà la fine che faremo, avremo un debito col MEX verso l'Europa e Bruxelles di noi farà diciamo una betonata, nel senso cemento, non so se mi spiego. Per quanto riguarda i presidenti delle ASL, professionisti qua là, la dico alla Ciasotta, neanche in mente, non gliene frega niente a nessuno del poveretto. Quando uno in una casa ha un malato terminale sono guai grandi per le famiglie, vengono le badanti, ti dissanguano a livello economico e poi il poverino lo porti in ospedale te lo mandano a casa, lo riporti in ospedale, è un trauma per la famiglia. Signora Mirella, ci sarebbero un miliardo di cose da dire nella sua trasmissione, sempre utile,
però la saluto perché starei giornate a parlare con lei. Grazie caro Renato, salutiamo Renato anche da Chioggia, andiamo a vedere questo depuratore ad Asiago che è molto importante. Si sono conclusi finalmente gli interventi sul depuratore di Asiago, iniziati nell'agosto del 2021 e soggetti ad alcuni ritardi dovuti alla pandemia. Lavori per oltre 800.000 euro finanziati da ETRA con i fondi del bacino Brenta, che hanno permesso di adeguarlo alle nuove normative per lo scarico al suolo, ottimizzando i processi e diminuendo allo stesso tempo l'impatto ambientale. Soddisfatto l'assessore ai lavori pubblici di Asiago Franco Sella, che mette l'accento sul concreto impegno del Comune per la salvaguardia del territorio. Allora Sindaco, come commentiamo? Intanto complimenti per gli investimenti che sta facendo, il merito va dato perché è giusto, ogni tanto vediamo anche delle cose buone, utili, ecco, servizi ai cittadini. Prego Sindaco. Guardi, noi credo che siamo state una delle amministrazioni più in controtendenza perché abbiamo fatto quasi 8 milioni di euro di investimenti nel sottosuolo, cioè sistemando le fognature, mettendo in sicurezza il paese contro il rischio di alluvioni che è sempre più presente e latente in un'epoca di cambiamenti climatici. Quindi sono lavori che questi non si vedono, cioè non è come fare il lastricato di porfido, qua si lavora sottoterra per mettere in sicurezza il paese contro le alluvioni, le intemperie, le bombe d'acqua e per renderlo sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale. Quindi i lavori sul depuratore sono la rappresentazione più evidente di come noi quell'acqua depurata non è che la buttiamo via, la utilizziamo ad esempio per fare neve artificiale, no? E questo è un grande sistema di riuso, di riutilizzo, di riciclo, no? Di quella che è un'acqua che dovrebbe essere buttata via, che lì viene depurata e viene riutilizzata. Ecco, poi abbiamo parlato del fotovoltaico. Il fotovoltaico è uno straordinario sistema che ci permetterà, grazie ai fondi del PNRR, di essere autosostenibili dal punto di vista energetico, cioè noi non avremo bisogno di comprare l'energia per le scuole perché ce la facciamo. Questo è investimento nel territorio, bravo. Che punta, no, sulla sostenibilità ambientale e anche economica, no? L'autosostenibilità economica, cioè il risparmio dell'energia perché riesco a produrmela col fotovoltaico. È una cosa importante. E quindi sono iniziative che noi abbiamo coltivato in questi ultimi anni con il progetto Asiago Go Green, che vanno nella direzione di sensibilizzare verso le buone pratiche ambientali. Grazie. Allora ringraziamo Roberto Rigoni Stern, sindaco di Asiago. Grazie Sindaco, buon lavoro e complimenti per quello che sta facendo. Pubblicità. Grazie Mirella, complimenti anche a lei. Grazie. Arrivederci. E vi presento altri due graditissimi ospiti, ma è rimasta con noi anche la nostra veramente battagliera Marilena Rosada. Abbiamo in presenza il professor Gerardo Favaretto, psichiatra. Grazie professor Favaretto di essere qui con noi. Abbiamo collegata da Udine una nostra ormai amica, direi quasi, l'avvocato Angelica Giancola, avvocato criminologa. Buongiorno avvocato, che piacere rivederla. Buongiorno anche ai suoi ospiti. Tutto bene, grazie. No, tutto male, l'ho invitata per quello, perché i femminicidi continuano in maniera sempre più violenta. Adesso ci mettono anche i ragazzini, cioè qualcosa sta nascendo di veramente brutto e io sono veramente contenta che sia qui per capire anche dove si sta andando a parare con questi ragazzini. Guardate che veramente sono diventati pericolosissimi. Il problema è che sono pochi rispetto a quelli che si comportano bene, che sono anche bravi ragazzi, bravi uomini, però il male emerge e l'opinione pubblica è disorientata. Allora, partirei proprio da lei, avvocato Giancola, criminologa. Cosa sta succedendo secondo lei? Lei che ha queste patate bollenti in mano e che veramente non c'è la certezza della pena, continuiamo a parlare, ma la certezza della pena non c'è. Il braccialetto elettronico viene messo chissà quando e se verrà messo, mentre dovrebbe essere messo subito. Ecco, cosa sta succedendo? Prego, avvocato.
Ma purtroppo Mirella, gli ultimi episodi sono veramente raccapriccianti, no? Cioè da quello che è successo a Roma, da questo gruppo di youtuber, i The Borderline, dove migliaia, milioni di follower, dove comunque ci sono dei guadagni importanti, no? Dove proprio non c'è un concetto di empatia, non c'è un concetto di rispetto, pur di emergere, pur di essere famosi, siamo arrivati a un fatto che è stato gravissimo, e come sempre quando poi succedono i fattacci scatta il morto, tutti ne parlano. Mi fa piacere che ci sia stata una presa di posizione e si sono inasprite le pene ed è stato riformato anche il codice della strada, ma non dovremmo sempre arrivare al morto. È successo ieri un altro episodio gravissimo di un'efferatezza mostruosa, no? Questo ragazzo di 17 anni che ha ucciso questa ragazza sua coetanea, ancora il movente non si sa, ma non c'è proprio un concetto di empatia, non c'è un concetto di un rispetto della vita, no? Questa ragazza che viene uccisa, messa in un sacco nero, messa in un carrello della spesa, cioè veramente dobbiamo tornare indietro, fare un reset e ripartire da capo con quella che è proprio l'educazione, la prevenzione. Dobbiamo coalizzarci, quindi sicuramente partire dalla famiglia, ma devono esserci delle pene molto più severe, delle pene certe. Cioè non è più pensabile di dover intervenire tutte le volte con delle fiaccolate, con delle prese di posizioni, quando comunque poi c'è il morto, perché una volta che è morto, è morto. Ho sentito diversi commenti proprio in merito a quello che è successo a Roma, ancor prima il femminicidio di Giulia Tramontano, che è stata una roba veramente terribile, terribile. E la cosa che mi lascia veramente sgomenta è proprio come alcune persone abbiano commentato questi fatti con una leggerezza che sinceramente mi fa preoccupare, perché le faccio un esempio, Mirella, partendo proprio dall'incidente successo a Roma. Non è pensabile che un genitore arrivi sul luogo dell'incidente e che la sua preoccupazione è sincerarsi che il figlio non si sia fatto male, e dopo di ciò pacca sulla spalla e ti dico non ti preoccupare, paghiamo e si risolviamo tutto. Non si risolve niente, perché quel bambino, e addirittura ho sentito parlare di bravata. Le bravate a casa mia sono altre. Cioè, questa bravata, che non è una bravata, è costata la vita a un bambino. Quel bambino di 5 anni le bravate nella sua vita non le potrà più fare. Quella famiglia è stata distrutta per cosa? Per una challenge. Questo è il valore. Quindi Mirella, dal mio punto di vista veramente dobbiamo coalizzarci con più infrastrutture, dalla politica, ma veramente dalla scuola, dalle famiglie, ma deve esserci, arrivati a questo punto, una presa di posizione che sia dura. Basta parole, basta fiaccolate, ma dobbiamo dare un segno duro, forte, credibile, in modo tale che il ragazzo ci pensi molto bene prima di fare quelle che loro chiamano bravate. Poi ditemi voi che cosa ne pensate. Adesso lo diciamo subito, lo chiediamo al professor Gerardo Favaretto, psichiatra, che è qui con noi, è venuto diverse volte, ma non finiremo mai di invitare queste persone, perché forse sono quelle che sanno forse dare un po' in là anche alla politica, a cosa serve, di cosa hanno bisogno queste persone. Ecco, io sono dell'idea che purtroppo la droga sta dilagando, abbiamo sentito i dati del SER dell'altro giorno. Ecco, queste persone quasi tutte sotto effetti di sostanze, non va assolutamente bene, bisogna fermare qualcosa. Prego, professor Favaretto. Beh, intanto buongiorno Mirella, buongiorno alla sua ospite, buongiorno all'avvocato che rivedo, perché mi pare di ricordare che ci siamo già visti in un'occasione. Credo che naturalmente, con tutto il rispetto per l'aspetto dell'indignazione, anche della rabbia, insomma, che si capisce, intanto bisogna un po' evitare di fare delle generalizzazioni. Non è che adesso tutti i giovani, come diceva anche lei Mirella, no? Tutti sono sbagliati, tutti sono giusti. Ci sono situazioni complesse, difficili, alcune particolarmente lo sono probabilmente più frequenti di quanto lo erano in passato, anzi i dati ci dicono che sono più frequenti,
purtroppo succedono questi incidenti ed è giustissimo non parlare di questo problema solo quando ci sono gli incidenti, ma porsi la questione della prevenzione. Io metterei al centro, no, del ragionamento quello che si può fare proprio vedendo la sua logica della prevenzione. Allora, quello che si può fare, bisogna che ciascuno faccia quello che sa fare, no? Nel senso che non possiamo tutti fare le forze dell'ordine, non possiamo fare tutti gli psicologi o gli psichiatri, non possiamo fare tutti... Ecco, ognuno ha una competenza, uno spazio ed è giusto che in qualche maniera si crei una sinergia. La sinergia significa la trasparenza di quello che si può fare, che deve essere fatto rispetto delle situazioni e dei segnali evidenti di difficoltà, di crisi che ci sono rispetto a quella che è la salute mentale della popolazione in generale, ma della popolazione giovanile in particolare. Prevenzione. Prevenzione è una parola molto abusata e poco praticata, purtroppo, nel senso che prevenzione significa che cosa poi in pratica? Per esempio all'individuazione precoce delle situazioni fragili a rischio. L'esempio del genitore che faceva, che dice non ti preoccupare, eccetera, fa capire come poi quella relazione col genitore non sia non solo una soluzione, ma una parte del problema. È una parte del problema che poi permette che possano accadere in un contesto di questo tipo situazioni, per carità di Dio, drammatiche, che tutti quanti sperano che non succedano mai, che poi però quando succedono non sono comunque evolutive. Cioè, non è, gli sbagli nella vita si possono fare, ma bisogna imparare dagli sbagli, bisogna avere l'occasione di poter imparare dagli sbagli. Abbiamo una telefonata, professore, se non mi cade la linea. Chi è in linea, prego? Buongiorno signora Mirella, sono io Sebastiano D'Abano. Ciao Sebastiano, piacere sentirti. Grazie, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io volevo intervenire sul fatto dell'incidente di Roma, che purtroppo è morto quel bambino di 5 anni che non c'entrava niente. Ora io dico, mi domando, ma questi ragazzi che sono stati 50 ore in macchina, ma i genitori dove cavolo erano? I genitori di questi delinquenti, perché io li chiamo delinquenti, io non è che li posso chiamare ragazzi, io li chiamo per nome come sono, delinquenti, perché uno che si mette alla guida che si è fatta la canna per me è un delinquente, perché si sa che può causare incidente, è quello che hanno fatto. Andavano in una strada dove si può correre a 30 km/h a 124 km/h. Ora questa gente li hanno fatti agli arresti domiciliari. Questi gente tu li devi chiudere. Loro hanno fatto 50 anni, 50 ore in macchina, tu li chiudi 50 anni in galera, escono a 70 anni, perché qua in Italia bisogna punirne uno per educarne 100. Se tu non dai, lo Stato non dai il buon esempio, questi faranno sempre così. E a me la cosa che mi fa rabbia, che mi domando io, quando la gente si mette ubriaca alla guida o drogata, purtroppo hanno la fortuna che loro si salvano e muoiono gente che non c'entravano niente nell'incidente, perché se morivano quei 5 a me non me ne fregava niente, a me, perché l'hanno voluta loro, ma quel bambino non l'ha voluto, quel bambino purtroppo è morto che non c'entrava niente. E purtroppo a volte mi domando, Dio c'è, a volte ho qualche dubbio, perché è morto un bambino che non c'entrava nulla. E poi che cosa volevano? Volevano anche la ragione. Ma uno che si affitta 10.000 euro di macchina per 3 giorni, ma che lavoro fanno questi ragazzi di 20 anni? Ma abbiamo 10.000 euro per 3 giorni? Cioè, ma in quale società stiamo vivendo? Che tutto dobbiamo mettere su internet, tutto su internet, ma alla fine ci rendiamo conto che alla fine non abbiamo tutti questi amici che noi pensiamo di avere su internet, ma siamo soltanto veramente schiavi dalla tecnologia. Io per fortuna, guardi, ho 43 anni ma ho ancora il telefono di quelli di 30 anni fa. E non voglio grazie Sebastiano, ti ringrazio della telefonata, devo correre perché ho tanti ospiti. Allora professor Favoretto, continuiamo e anche rispondiamo al nostro Sebastiano. Sì, io ripeto, capisco l'indignazione, la condivido. Non condivido il fatto che semplicemente aumentando le pene o facendo queste cose, che giustamente le pene vanno date, nessuno mette in discussione questo, ma non è questa la soluzione se vogliamo fare davvero prevenzione. Se vogliamo fare prevenzione dobbiamo intervenire prima e conoscere le fragilità, gli elementi di fragilità che sono delle persone, dei ragazzi in questo caso in discussione,
Ma per esempio, parlando del fatto di Roma, queste persone facevano questa cosa ed è giustissimo, la famiglia, ma nessuno li ha fermati per 4 ore, e questo è un altro aspetto forse sulla quale bisognerebbe riflettere. Erano giorni che giravano. Erano giorni che giravano e c'erano, non lo so, centinaia, migliaia di persone che poi guardavano queste imprese. Allora, tutte queste cose sono elementi sui quali fare interventi di tipo preventivo. Allora, creare una cultura diversa è molto difficile, è un problema complesso, ci rendiamo tutti conto che non è che adesso ci possiamo mettere a combattere o abbiamo strumenti efficaci oggi per combattere quella, per esempio, che è la cultura dei social, che produce poi queste cose, perché naturalmente produce cattivi esempi e atteggiamenti imitativi, però ci sono aspetti più concreti, più individuali, come appunto le singole famiglie, le attività di lavoro, la scuola, luoghi dove la fragilità forse è importante, forse è importante che sia individuata con precocità, ma individuata dobbiamo fare anche, come dire, in modo intelligente, professionale, non colpevolizzante prima che sia successo qualcosa. Perché poi qual è la logica, no, della colpevolizzazione? È un po' la logica, presumo, perché ovviamente il caso non lo posso conoscere a distanza, di quello che succede a Roma ieri fra i due ragazzi, quel ragazzo di 17enne che uccide così crudelmente, no, la coetanea, e poi appunto pensa di aver combinato una marachella. Qui da noi quei ragazzi che hanno seviziato quegli uomini, non solo uno, ecco, perché si sono i sceriffi del paese, ecco, e qua veramente fa pensare persone, figli della società normale, chi avrebbe mai immaginato, i genitori sconvolti, ma chi sono i nostri figli? Mi scusi, professor Favaretto, ma siamo sicuri che questi genitori conoscono proprio i loro figli e riescono a togliere questa maschera che loro si mettono e riuscire a vedere e guardare negli occhi chi è veramente questo ragazzo, cosa fa, dove va, come si comporta? No, non siamo sicuri per niente, ma soprattutto io mi chiederei che immagine hanno questi genitori di questi figli, cioè che immagine hanno, cosa pensano, come credono, come ritengono che devono essere nel mondo. E qui l'aspetto della prevenzione, nella fragilità per esempio delle relazioni ragazzo-genitore. Allora ci sono le famiglie fortemente problematiche, fortemente disastrate e vanno aiutate, vanno supportate, cioè voglio dire, per fare degli esempi molto concreti, se in una famiglia, non so, il padre è una persona che beve, che ha problemi di alcolismo, che ha problemi di questo tipo, la madre ha delle difficoltà emotive, eccetera, non possiamo aspettarci che dopo, dal punto di vista dei figli, oddio, ci sono sicuramente delle eccezioni, degli ottimi ragazzi che vengono fuori anche da famiglie di questo tipo, però non possiamo aspettarci che ci sia una situazione così. Forse va capito di più quello che succede nelle cosiddette famiglie normali, no? Cioè, mentre in alcune situazioni di grande fragilità, la fragilità è evidente, in famiglie cosiddette normali probabilmente le dinamiche emotive sono tali, per cui per esempio l'aspettativa nei confronti dei figli è o iperprotettiva o un po' onnipotente, o l'idea che ci devono essere comunque facilitazioni, quando invece anche le frustrazioni fanno parte del processo evolutivo e vanno modulate. Il genitore è quella persona che a un certo punto sa che deve tenere una distanza e lasciare che il figlio si assuma delle responsabilità. L'idea appunto non c'è responsabilità, puoi fare quello che vuoi, basta nascondere quello che hai fatto, no? Per esempio, questo è... Mettere la polvere sotto il tappeto. Esattamente, ecco, questa è una di quelle cose, di quelle convinzioni, di quelle modalità della gestione del rapporto educativo genitori-figli che costituisce un aspetto di precarietà. Sentiamo anche cosa ne pensa Rosada, cosa ne pensi? Tu sei mamma, hai cresciuto due figli, hai detto perfette, nipoti lo stesso? Sì, io penso che intanto la politica dovrebbe mettere un freno a questo discorso dei social, perché non è possibile. Cioè adesso al giorno d'oggi che i ragazzi non si muovono più da casa perché sono sempre con questi... cioè non è possibile. Dopo il discorso della certezza della pena, io sono d'accordissimo, perché uno uccide una persona anche nei femminicidi e dopo si fa qualche anno e dopo viene fuori, non è possibile, tu hai ucciso una persona, tu resti dentro, questo è il discorso. Però a parte questo anche se c'è la certezza della pena, questo non è che serve a fare in modo che uno non combini quello che... Ecco, cioè ci vuole appunto, come diceva il professore, la prevenzione. Intanto secondo me nelle scuole dovrebbe esserci
uno psicologo, un educatore, qualcuno per cui i ragazzi possono parlare e loro stessi individuano i casi che ci sono, che hanno problemi. E dopo i genitori, perché io mi domando come è possibile anche nelle gang qua a Treviso e in tutti gli altri posti, perché non c'è solo a Treviso, come è possibile che ragazzini di 12-13 anni vanno fuori anche a certe ore e tu genitore non sai dove va il figlio? Ma scherziamo? Sentiamo l'avvocato Giancola come commenta. Prego, avvocato. Ma allora io sono veramente d'accordissimo col professore, perché la prevenzione secondo me è l'unica leva per ridurre, no? Non per eliminare, ma sicuramente per ridurre la gravità di questo fenomeno. Partirei dalle famiglie con una riassegnazione dei ruoli però della famiglia, perché molto spesso ci troviamo di fronte a dei genitori che fanno gli amici dei figli. Ecco, io questo continuerò a dirlo, io non sono amica dei miei figli, ma sono la mamma dei miei figli, quindi con quella che è una figura autorevole, non autoritaria ma autorevole sì, con quello che è cioè cercare di dialogare, poi ovviamente in base all'età dei propri figli, ma siamo noi che dobbiamo entrare in empatia con loro. Per quanto riguarda poi conoscere i propri figli, noi li conosciamo all'interno della nostra casa, quando i nostri figli sono con noi, ma forse li conosciamo meno. Non conosco meno mio figlio come si comporta nel gruppo, quindi dal mio punto di vista le famiglie devono essere un po' più aperte, no? Alla scuola che ti chiama e che ti evidenzia un certo problema che ha tuo figlio. Allora invece di partire con il volerli proteggere a tutti i costi, ma secondo me invece bisogna esaminare il problema laddove ci sono delle difficoltà. Non c'è nessun tipo di vergogna a chiedere aiuto, perché questi ragazzi devono essere aiutati, ma molto spesso deve essere aiutata anche la famiglia, quindi non è una vergogna. Ci sono dei professionisti, perché io sono assolutamente d'accordo che ognuno deve fare il suo, però tutti assieme dobbiamo coalizzarci, perché comunque deve essere un aspetto multidisciplinare. Noi ci troviamo con dei ragazzi che vengono, faccio un esempio banale, no? La ragazza che non viene ammessa agli esami, partiamo con un ricorso a sprombattuta, se non ti ammettono agli esami, se sei bocciata, probabilmente ci sono dei motivi per i quali tu debba essere bloccata e non passare all'anno successivo. Cioè, perché ti devo iperproteggere? Perché dei ragazzi che si sono comportati malissimo, no? E torniamo sempre a un episodio spiacevole che è successo quest'inverno, debbano essere promossi con una condotta a 9, a casa mia non funziona così, ma non deve essere così a partire proprio dai genitori, quindi questa iperprotezione a tutti i costi mi dispiace, ma io non la condivido. Però allora io vorrei farvi una domanda e avrei piacere che mi rispondeste. Si parla di prevenzione, perfetto. Allora, io voglio fare prevenzione come cittadina attiva, come associazione attiva e non me la lasciano fare. Perché? Perché propongo lo sport, facciamo fare sport a questi ragazzi, che forse lo sport è l'insegnamento migliore dove ci sono regole, disciplina, fatica, e non lo fanno. Non lo fanno perché nelle scuole si fa solo 2 ore di sport, in Italia parlo, 2 ore. Vogliamo portare il ragazzo fuori a fare sport? No, non si può, c'è la privacy, non si può, oppure è a pagamento. Allora come faccio a aiutare a fare prevenzione? Non ce la faccio. Va bene, andiamo nel mondo del volontariato? No, perché i ragazzi non ci sono, non si possono andarli a prendere a scuola. Ecco, dobbiamo portarli dove si fa veramente volontariato, perché i ragazzi sono intrigati, loro vogliono essere coinvolti, vogliono essere responsabilizzati, e no, costa troppo, i trasporti costano, allora l'orto me lo faccio a scuola, quello che posso fare da un'altra parte, ma non riescono a staccare la spina. E poi quando arrivano i mesi estivi cosa facciamo? I centri estivi a pagamento. Ma cosa c'è? Ma perché non possiamo mettere questi ragazzi, veramente anche quelli che sono comportati male, a fare dei centri estivi, naturalmente seguiti, visto che abbiamo queste figure, assieme? No, ma questa per me è prevenzione, ma non me la lasciano fare, non ascoltano, non sentono, perché sono proiettate verso altre strutture, altre cose che non servono, e là cadiamo sempre nelle strutture e non servizi alla gente, alla popolazione, all'anziano, al bambino. Prego, professor Favaretto. Intanto volevo riprendere una cosa che diceva l'avvocato.
Certo che è un approccio integrato e multiprofessionale, ma proprio perché possa essere davvero una sinergia è importante che si sappia chi fa che cosa, no? Ed è questo che in questo momento manca. C'è una sovrapposizione, un po' una confusione anche di interventi, per cui genericamente poi si sposano delle formule che sembrano essere onnirisolutive e poi risolutive non sono. Siccome il problema è complesso, allora è importante capire quali sono le competenze, per esempio appunto il discorso dei servizi alla persona, ci sono, non ci sono, cosa possono fare, quali limiti hanno. Prendiamo l'esempio appunto dei ricorsi per i ragazzi bocciati a scuola, l'iperprotezione, giustissimo, io sono perfettamente d'accordo, credo che però né che bocci né che tu promuova hai comunque risolto il problema, perché è un momento, è quel momento, è il momento del giudizio, è irrilevante da un certo punto di vista. È molto più rilevante seguire il percorso, cioè se io so che quel ragazzo per esempio va fermato, devo condividere scuola, famiglia, il perché, i motivi, capire se ci sono stati dei rimedi, quali sono le difficoltà principali. Questo intendo come lavoro un po' di sinergia che va fatto rispetto a una prevenzione su una situazione fragile. È chiaro che tu non lo sai al 31 di maggio se una persona sarà bocciata, lo sai molto prima che ci sono delle difficoltà, lo sai, vedi molto prima che ci sono per esempio delle incapacità o relazionali o cognitive o tutto quello che si tratta. Quindi creare sinergie è uno degli elementi fondamentali dell'attività di prevenzione. Ecco, per queste sinergie sono d'accordo, Mirella, sul fatto che i servizi alla persona in questo momento sono in difficoltà, non offrono quelle risposte che invece sono necessarie anche per intervenire a monte, no? Perché uno interviene a valle magari quando ci sono già situazioni clamorose, difficili. Adesso non sto parlando di incidenti, sto parlando di situazioni, per esempio, di uso di sostanze gravi oppure di malattie mentali o cose di questo genere, che giustamente vanno seguite e curate, ma forse se si potesse intervenire a monte, se i servizi avessero anche un atteggiamento preventivo, potessero avere un atteggiamento di tipo preventivo in sinergia con le scuole, con le agenzie sociali, col volontariato e insieme avere dei piani per le persone fragili, perché si tratta di tutelare le persone e la loro fragilità, e questo è un compito della comunità, dare risposte alla fragilità, perché la fragilità è quella condizione che rappresenta poi il rischio in cui si evolvono e si creano quelle situazioni che poi vanno a finire col determinare situazioni difficili. Non potrebbe essere una scuola super parte dove il genitore non può intromettersi su quella che è la decisione, ecco, del collegio sindacale della scuola che ha promosso o ha bocciato il ragazzo? Perché questo insegnante deve essere bersagliato, avere il terrore di bocciare perché arriva il genitore che ha tanti soldi, arriva con l'avvocato? Ma che discorsi sono? Ma chi permette questo? Ma mi scusi, ma chi permette questo? Perché se lo fanno è qualcuno che lo permette, entrare in scuola, anche gli orari che non sono stabiliti, entrare in classe. Abbiamo sentito sferrare anche dei pugni o dei calci a questo insegnante che sta... Cioè capisce che forse la politica, oltre a entrare in gamba tesa, dovrebbe entrare con la gamba giusta e non con quella sbagliata, perché sono tutte cose che hanno creato loro. I social, chi li ha creati? Chi ha permesso a questi ragazzi di avere questi strumenti in mano? Quali sono i modelli che noi vediamo continuamente dappertutto? Quali sono i modelli che ci fanno vedere? Questi sono i modelli che ci fanno vedere. Il ragazzo vuole la scarpa da 200 euro perché se va a scuola con la scarpa da 9 euro lo deridono, c'è il bullismo, ma c'è sempre stato, ma non si arrivava a minacciare o a bullizzare nella maniera che stanno facendo adesso, addirittura inducendo al suicidio. Cosa dice, avvocato? Beh, penso che comunque, allora, è chiaro che davanti a una fragilità è un dovere della società intervenire, no? Però tornando al discorso proprio della famiglia, credo anche che un genitore debba insegnare al figlio, no? Che si può anche perdere, e questo mi ricollego allo sport. Chi fa sport, devo dire che i ragazzi che fanno sport a livello agonistico, soprattutto dove comunque si prevede un grande sacrificio, il rispetto delle regole, ma anche quello che insegnano gli allenatori a saper perdere. Cioè perdere non vuol dire che sei lo sfigato di turno, Cioè molto spesso perdi, cadi, ritrovi le forze, ti rialzi più forte di prima. Cioè basta questo modello che devi essere sempre vincente, che deve essere tutto facile, perché non è facile.
Cioè la vita non è una cosa semplice. Sì, ma vede avvocato, basta andare nei campi di calcio a vedere come si comportano questi genitori, questi allenatori che pregano i genitori di non andare, ma non andiamo nei campetti nostri, cioè questi genitori culturalmente non sono preparati, non tutti, sto parlando di quelli che non si comportano bene, proprio culturalmente non sono preparati a fare i genitori, e i ragazzi sono più in là, lo sanno e hanno questi genitori in pugno, è là il problema. Allora la scuola può intervenire come può intervenire, le famiglie non ci sono e la società non è preparata, perché cosa possiamo noi per far aiutare questo ragazzo? Cittadinanza attiva come? Ma come, se ti invito a fare dello sport e nessuno ti dice che puoi venire, come faccio a recuperare questo ragazzo? Ma come se ti dico non bere e poi ti lascio bere finché vuoi, perché tanto non c'è nessun controllo, basta vedere cosa sta succedendo e cosa succederà quest'estate. La droga, ma è a nastro, dietro l'angolo, si vede dappertutto, lo sanno. Abbiamo tre vigili, come ha detto il sindaco di Roccade ieri, abbiamo 3 vigili per tutto il territorio, ma capisce bene che i ragazzi sono mica scemi, questi lo sanno le regole del gioco, ma chi se ne frega, tanto quale sarà il problema, non mi faranno niente. Abbiamo una telefonata, chi è in linea? Ciao Mirella, sono Paola da Campo San Piero. Ciao carissima Paola, ciao, prego veloce, ma sono in chiusura Paola. Sì, volevo dire rispetto a quello che ha detto la signora criminologa, che mi trovo d'accordo, che la cultura sa da sempre un po' la persona, dopo non si tutto, però un po' la salva. E mi riferisco che nelle scuole si sta a eliminare materie tipo storia, geografia, si sta ridotte tantissimo le ore di storia e di geografia. E una volta, manco ai miei tempi, sono passati diversi anni, però si aveva anche la possibilità di appassionarsi, c'era qualcosa che piaceva di più, qualcosa che piaceva meno, il social non era, però si poteva appassionare a qualcosa e a volerla un attimino integrare con altre letture, altre cose per approfondire quello che si voleva, insomma, sapere di più. E dopo va bene che c'è anche i genitori casa, per dire, mica ho fatto servizio di pubblica utilità, andavo in una scuola la mattina a aiutare l'educatore a ricevere i bambini piccoli, dopo 6 mesi che avevo imparato ieri più che bisognava stare attenti di più, e veniva a scuola con antenne lunghe, cavai, non so per far cosa, che appena perché avevo vista che il tessuto dell'educatore va a fare quello che dopo non si fa mai, che baruffa sempre, 4-5 che baruffa sempre, che la sta antena allungabile tolta da qualche radio, così, che va a finire su un qualcuno, insomma. Si capisce malissimo Paola quello che stai dicendo, si capisce qualcosa. Comunque Paola, grosso modo abbiamo capito, ecco, qualcosa mi intrigava quando andavo a scuola io mi invogliavo a fare qualcosa di diverso, forse adesso non è più così. Tu pensa che ieri la Caritas ha dato dei dati, da 47 che cercavano persone per un servizio civile si sono presentati in 17. C'è un calo pazzesco, sono molto preoccupati perché anche qua non funziona, ci sarà qualcosa che non funziona. Volete capire che forse qualcuno deve intervenire? Perché quei pochi giovani che abbiamo, cerchiamo almeno quelli, come dice Paolo Crapetta, di andarli a prendere. Prego, sì. Professor Favaretto. Tenuto anche conto che poi ci sono tanti giovani, insomma una percentuale non indifferente, insomma 1 su 6 che sono a casa e non studiano né lavorano, e questo insomma fa molto pensare. Rispetto a quello che diceva prima Mirella sul impedire ai genitori di andare a scuola, io invece farei il contrario, obbligherei i genitori ad andare a scuola, nel senso di avere con la scuola, soprattutto nei casi complessi, difficili, un rapporto eventualmente anche mediato da qualcuno. Ma no, quando vogliono loro. Sì, no, lo sto dicendo quando... Dai, certo, regole. Quelli sono comportamenti ovviamente che non sono ammissibili, non stiamo parlando di questo, ma sto dicendo che la necessità invece di creare sinergie proprio sulle situazioni complesse, difficili, cioè di non arrivare alla fine e parlandosi, che dopo comunque determina questa contrapposizione di cui i ragazzi sostanzialmente dicono va bene, è una faccenda loro, si arrangiano loro, risolvono loro, a me non riguarda. No, devono essere resi responsabili delle difficoltà e anche il coinvolgimento dei genitori.
è fondamentale. L'assunzione di responsabilità è uno degli aspetti della prevenzione importante, perché siamo in fasi evolutive, cioè in un momento in cui la persona sta creando, e non si può pensare che ci sia sempre qualcun altro che risolve il problema al posto tuo, insomma, no? E questo è uno degli atti educativi, io credo, fondamentali. Sul discorso dei social, siamo d'accordo sulla problematica dei social, ma i social non li ha inventati né la politica né qualcun altro. I social sono uno degli aspetti del mondo che sta cambiando, come la diffusione delle sostanze, come tutto quello, il degrado ambientale, tutto quello che sta succedendo, che sta rendendo il mondo più complesso e più difficile. E più difficile il mondo, più dobbiamo sostenere le persone ad affrontare questo tipo di difficoltà. Ma professore, non si può dare un cellulare a un bambino di 6-7 anni, perché questo a 14 sta facendo del male tantissimo, perché guarderà le cose che non dovrebbe guardare senza nessun controllo. Abbiamo un'altra telefonata, non so, ho visto telefono, se no andiamo avanti. Allora il controllo, ecco, quello che manca è il controllo, da tutte le parti non abbiamo il controllo, e chi vorrebbe anche farlo non ha la possibilità di mettere in atto questi controlli, ad esempio le scuole, perché manca il personale. Parliamo di personale che dovrebbe esserci e non c'è. Io ho una bambina che lunedì verrà, la Lisa, che saluto, ai centri estivi, una bambina che non parla ma è rimasta a casa più da scuola che a scuola perché non c'era l'insegnante di sostegno. E stiamo facendo del male a questa bambina e a quante bambine. E allora continuiamo a dire cosa farà questa bambina. L'unico mezzo per stare veramente di essere anche lei, di vivere, sarà questo cellulare. E cosa guarderà sul cellulare se questi genitori non la seguiranno? Gli esempi che vedrà questa bambina quali saranno? Prego, professore. No, io sono d'accordo che non vanno dati i cellulari ai bambini di 6 anni. Bisogna anche dirlo però, professore, perché si dice poco. No, si dice poco. Poi bisogna anche stare attenti che poi i cellulari vengono dati dai compagni di scuola, quindi è un problema non solo individuale, ma è un problema collettivo, no? Perché poi certo non c'è è come le sigarette con i ragazzini, cioè, non è che se li comprano tutti, però c'è quello che se le compra, oppure insomma altre sostanze, non facciamo neppure l'esempio. Cioè c'è un problema di vigilanza, se parliamo da questo punto di vista, e di conoscenza della situazione, che deve tener conto non solo della realtà intrafamiliare, ma anche di quello che c'è fuori. Poi sono d'accordissimo, cioè l'uso di questi strumenti va accompagnato, no? Perché poi comunque possono esserci anche degli aspetti positivi, perché adesso non è che tutto da buttare via, ma l'uso di strumenti va accompagnato soprattutto nell'età infantile, non se ne parla neanche, nell'età preadolescenziale, che è il momento in cui c'è la pressione massima. Sì, però quello che non si fa, professore, non c'è niente da fare, basta vedere gli esempi che abbiamo tutti i giorni quando usciamo di casa e cosa vediamo. Non c'è niente da fare. Perché investiamo poco sulla cultura dei servizi alla persona, su quanto i servizi alle persone possono fare, perché, ecco, io riprendo una cosa che dice, insomma, in questo momento si investe davvero poco in termini di risorse. Io non sono politico, non sono economista, non mi interessa, però voglio dire, quello che vedo è che si investe, si spende su delle cose, ma sui servizi a tutela della fragilità non si spende. Marilena, come vuoi? Siamo in chiusura, devo farvi parlare tutti e salutare, prego. Parlano tanto in politica di priorità. E appunto queste sono le priorità: la salute, il disagio mentale, l'ambiente. No? Tutte le infrastrutture che vogliono fare per tagliare i nastri, come ho detto prima. Lo sport, la scuola. E inserire questi ragazzi in modo che abbiano qualcosa da fare, che siano impegnati. Questo è il discorso. Io inviterei, se mi permetti, il sindaco Conte a fare degli incontri, perché anche in campagna elettorale non è stato fatto, sono stati fatti 2 incontri dove le persone non potevano dire assolutamente niente. Allora bisogna che fate delle riunioni, degli incontri con i cittadini, perché è troppo facile. Comitati di quartiere che c'erano una volta. È troppo facile essere circondati da persone che ti dicono sei bravo, sei beo. Ecco, ci vogliono le persone che dicono quello che non va bene, cosa possiamo fare insieme. Io la politica non sono proprio apartitica, non mi interessa niente della politica, che siano di destra o di sinistra non mi interessa niente. Quando c'è un problema da risolvere io parlo con tutti, ecco, questo è, ma siete voi che dovete parlare con noi cittadini. Avvocato, come ci saluta? Non so neanche quanto mi manca perché non ho l'auricolare, speriamo che qualcuno me lo dica. Prego, avvocato.
si potrebbe parlare ore. Allora, io ricordo, avvocato, una cosa che è fondamentale, no? Cioè, allora, il compito della scuola è quello di educare, ed educare in maniera complementare con le famiglie, perché questo non lo dice Giancola, lo dice la Cassazione. Quindi l'importanza dell'unione proprio scuola-famiglia, questo in primis. E poi, per quanto riguarda l'utilizzo e il regalo, no, del cellulare alla prima comunione, ne abbiamo parlato diverse volte. Ecco, la consapevolezza che la famiglia deve avere, che non sta regalando un giocattolo, sta regalando un'arma, no? È una finestra che si apre sul mondo, e proprio per l'età che hanno non sono capaci di utilizzare quell'arma, semplicemente questo. Quindi aiutare le famiglie in quella che è proprio il percorso, anche perché, Mirella, diciamoci la verità, non esiste una scuola che ti insegna a fare il genitore, è difficile fare il genitore. Da mamma lo dico, io sono cresciuta con i miei figli, continuerò a sbagliare, ma sbagliando poi cerco di trarre... Devo chiudere, avvocato, devo chiudere, mi segnalo che devo chiudere, la ringrazio. L'ultima cosa che dico, veramente, cioè, avete ragione, mi raccomando, famiglie e ragazzi hanno bisogno di essere aiutati, quindi meno parole e più fatti e servizi. Grazie all'avvocato Angelica Giancola, avvocato criminologa, grazie al professor Gerardo Favaretto, psichiatra, grazie tantissimo a Marilena Rosada, passionaria, grazie a voi, la posta di Mirella. is not messing around.
Das ist ja nicht so. Eine hohe Intelligenz dazu, ne?